La strada del bosco, le lunga, le larga, le stretta, le fatta barchetta, le fatta per fare l'amore, le fatta barchetta, le fatta per fare l'amore. L'amore, l'amore, lo faccio con la mia bella, che sembra una stella caduta dal cielo, che sembra una stella caduta dal cielo. Caduta dal cielo, mandata da Dio, che bel paradiso, sognare una notte con te, che bel paradiso, sognare una notte con te. Notte non dormo, cammino e penso alla mia bella, che un giorno la devo sposare, e penso alla mia bella, che un giorno la devo sposare. Massolin dei fiori che vien della montagna, che il massolin dei fiori che vien della montagna, e guarda ben che non si bagna, e lo voglio regalare, guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare, lo voglio regalare, perché è un bel massetto, lo voglio regalare, perché è un bel massetto, e voglio dare al mio moretto questa sera quando viene, e voglio dare al mio moretto questa sera quando viene, stasera quando viene, sera una brutta sera. Stasera quando viene, sera una brutta sera, e perché sabato di sera e non le venuto da me, e perché sabato di sera e non le venuto da me.
le venuta-me, lenda della Rosina. Non le venuta-me, lenda della Rosina. E perché soi poverina mi fa piangere, sospirare, ma perché son poverina mi fa piangere, sospirare. Del massoli di fiori che viene dalla montagna, Del massoli dei fiori che viene dalla montagna, Del massoli dei fiori che viene dalla montagna. E guarda ben che non se va, che lo voglio regalar, 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 regalar. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Minha vez? Não é! Me dá! Toma! A minha vez! Não é nada! Não! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu.
Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Eita lá che siamo arrivati! Che spettacolo, che maraviglia, che vero gusto da essere qua questo martedì sera! Quasi 2 anni col nostro filo italiano. E il nonno, la nonna, e il pupà, la mamma, il zio, la zia, i santoli, neodi, cugini, fiossi, nipoti, vicini, beh, non vuol dire. Tutti, tutta quanta la famiglia, intaccai del nostro filo italiano. Sia del telefonino, del computer, sia del notebook, sia della televisione, ciò che è qui che assiste alla televisione, no? Allora mi vedo tutto grande, bello, sia anche che siamo medi bruttotti, ma è importante che siamo allegri, che siamo simpatici, ecco, così da. Vediamo Edgar Locatelli Marostica e noi altri siamo di arrivare. Andiamo fino alle 9 insieme, che abbiamo una equipe grande qua, vedrai delle storie che viene fuori stasera. Che sei un cristiano che è famoso quasi come Bartoldetto, quasi come Nanetto Pipetta, si chiama Cibin. Dobbiamo sapere chi che è Cibin, mia vera Tusi. Ecco, proprio così. Abbiamo i suonatori che Isebecche qua e noi altri parliamo italiano. Ma che lingua è la questa? Ah, importante questa domanda. E il nostro italiano è la mescolanza di tutti i dialetti che i nostri migranti ha portato in dota quando si venesti qua del Brasile, qua in America. L'America, proprio così, no? Allora la mescolanza dei dialetti in cui la lingua riconoscesta, il patrimonio immateriale, culturale, è la nostra maniera da pensare, è la nostra maniera da parlare, di essere, da vivere, di far moti estri, proprio così. Di essere persone che quasi par di dire che si è di obbligare a coparsi invece di parlare alti e contenti che si è, perché noi altri siamo così. Tutto quanto spagliafatusi, ecco, così, noi altri italiani. E allora la nostra vera lingua è il nostro italiano, mettesto qua in questo programma tutti i martedì sera, con tanto orgoglio, con tanto onore. Vedete che belle storie. I suonatori sono qua, di Vanildo Vanzin e Darcy Piola, che i ebrai viene di Caxias do Sul fin qua in cantina al vivo, e che mette 2 ore per arrivare qua, e che i ben macchinai, proprio così, no? E i qua con noi, stasera è caldo qua, dove noi siamo di stare, proprio caldo, ma siamo qua in cantina, siamo contenti, siamo disposti, ecco, a portarvi avanti di scherzare, di ridere, della cultura, cocagna scuola del italiano, plural italiano dei sostantivi femminili e aggettivi in generale con l'oremì, l'oreggian pancal, proprio così, pencal, che abbiamo anche la necessità di una volta. Ma andiamo a parlare solo delle necessità. E quanto che sta sparagnando perché non genera? La voglia di mangiare o bere le cose che non genera? Che non si aveva skate, non si aveva soldi, o che se era il pupai a mamma o i nonni che era, guarda, sparagnoni che mai, che noi vedeva le cose. Ma la grande maggioranza era perché noi aveva condizioni. Allora andiamo a parlare solo di necessità, ecco. E che avevamo una bella storia con Vanzin. Cognome Mior e Cantelli, vatti che sia da famiglia Mior, che viene tanti qua nella comunità. Cappella Sant'Anna è il gnaro dei migliori, Ve penseo, del giocatore di football del Gremio. Com'è che era il nome del football giocatore? Com'è? Casemiro, mi ha dato un bianco adesso. Casemiro Mior, João Paulo Mior, adesso deve giocare fuori, ma giocare per l'internazionale. E tutti qua della nostra comunità,
Ecco, così. Allora andiamo a parlare della famiglia Mior stasera. E anche della famiglia Cantelli, che mi ho un zio, un poro, zio Angelo Cantelli, allora è una famiglia intera che ha questo cognome qua. Allora cantemo, ridemo, scherzemo, mangiamo, bevemo e se appassemo stasera può star sicuro in nome di quei che secono altri, quei che poccia un po' di scape per aiutarmi, se no com'è che si faria venire e sostentarsi, vero? Ecco, mantenersi, così, tutti i martedì di sera. Adilnet, provedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa la rason balanziata con tutti i supplementi, con tutto quel che occorre proprio del laboratorio sta fatto la pesquisa per che tipo di mangiare la vacca produce meglio latte, il vedel in più gordo, il cavallo sta san, ecco, le galline mette uvi, tutto così. Amighi Plus ga pensare in tutte queste bestie, cada una ga la sua songa il suo mangiare. Abbiamo là i stivai Baspan, il meglio stivai che ga per sta in tel Brasil, guarda qua che bel paro di stivai, questi qua è 43, guarda ciò, pensa un stivai. La bissano a te becca non passa via qua, no? Provare, che bel stivai, dite che mia stivai Baspan. E allora, caro da Dio, fate furbo. Un teleagropecuarie, case de ramo, tecati stivai Baspan, il meglio stivale che ha pestante il Brasile. Avevo supermercato polivalente di Santa Rosa, Santa Rosa, lo struconasso avanti là che avevi il supermercato polivalente, che ha mandato la carne qua, una bassiona di bifoni cosita. E anche qua a Serafina, supermercato Vittoria. Saluto a Bibiano Deitus e a sua famiglia, a tutti i suoi collaboratori. Vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, perché una solo da mia. Guarda ciò, che bella garrafa, no? La vodka Raisca la vende tanto, tutti quanti la conoscete, cate in qualche posto, no? Che abbiamo rete di posto Sbuffon. Saluto a Roselio, a Jair, a Lauro, a Loreno, di più di 30 anni in tel mercato, abastecendo combustibile per il tuo auto e anche a partire quando ti arrivi a un posto che è loggia di convenienza, ristorante, che se tutto quel che un posto di combustibile può offrirti, imprega di più di 2000 collaboratori, ecco, rete di posto Sbuffon, abbastessi qua. Abbastessi il tuo auto qua, dopera prodotti e lavori di nostri patrocinatori, pensate di no altri, va bene così? Pian Alimentos, rason parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione, vara. Mic Dog, pequenas raças premium. Guarda che bel cagnetto, ecco. Ma che neanche per i gattini, guarda per i gattini, il Mimi, guarda qua, Mic Dog, il gattino qua, no? Premium e special per i gattini. Case de ramo, pet shop, ecco, agropecuarie, teccati questa rason qua per i cagnetti, per i gatti e anche per i pesci. Abbiamo la modello Penei di Bento Gonçalves, con la sua famiglia Cecon, ecco, Penei, per auti, camionette, camioni fuori di strada, Penei per cui che lavora te agricoltura, trattori, seife, tutto quel che ti te immagini in Penei lo rigà, importai, nazionali, balanceamento, geometria, tutto quanto. Modello Penei de Bento Gonçalves. Abbiamo di parlare anche da vinicola Vanisul de Flores da Cunha, ecco che loro fa un vin buono, tutti i martedì sera beviamo il suo vin qua, loro che occorre di gente che rappresenta il suo prodotto, una grande varietà di vin, loro le sol chiamarli, va in internet digita vinicola Vanisul. E che abbiamo rete de lojas Paludo, così si vara che presentin qua, te può dare presenti da loja Paludo, vale presentes, proprio così, ora qua, ma o liquida verão já começou, com descontos progressivos, quanto mais você comprar, mais desconto você tem. Uma peça 10%, 3 ou mais peças 20% de desconto, itens selecionados com até 50% de desconto e mais, em até 10 vezes se preferir. Rasteiras femininas Santinelli Beira Rio por R$ 39,99, camisetas Riff masculinas por apenas R$ 59,99, t-shirts e regata olímpicos feminina por R$ 69,99. Venha logo aproveitar o Liquida Verão nas lojas Paludo. Paludo, sua moda, seu estilo. Proprio cosita? Condiamo avanti. Ciao a tutti, vem Rento, Marco Marsaro, o Trevisan, tutti vem Rento, i suonatori, senti là, i ganas
pizza, di suonare e di farsi vedere qua. Buonasera, come va? Meglio il Bene? miele, meglio il miele. Meglio il miele? Marco Sì, Massaro, la vero sera mia? è buona, ma il miele è meglio. Dove lo Marco? Buonasera a tutti quanti. Marco! E allora, Ah, vai, lui, vieni. saluta Vai, la vai. gente, Buon- qui che è a casa. Vadate a camera dei Brutin, allora? No, no, la 8 è esclusiva Ah, sua. sì, A tua solo sei a 4. A 4, I suonatori le a 6. A 6. Allora, buonasera a tutti quanti che siete a casa, di accompagnare, di ascoltare, di vedere il nostro filò. Ecco, maraviglia. Parlando in filò, il nostro progetto della LIC, della Legge Incentivo a Cultura, per via dell'ICMS, le sta approvando. Opa! E noi siamo becchi di par su patrocinatori, ecco, parceri per stare insieme del nostro progetto, va bene? E ricordando che se è un progetto nostro, se è un progetto che porta la cultura. Allora, appoggiando il progetto, te si deve appoggiare la cultura, il nostro italiano, la nostra storia, la nostra lingua, mi è vera? Proprio così. Ascolta, Allora, te paghi tanto ICMS? Te paghi tanto? Sì. Te puoi patrocinarmi per via dell'ICMS? Invece, allora, ecco il ritorno. Ecco. Ecco, te si reimbolsa dopo. Ecco, proprio Così, bene, sì. ma qui che paga ICMS sa che come che funziona. Ascolta. Vanzinga ha detto che lui ha che abbraccia a causa. Ah, sì? Sì. Oh, là. Ascolta, mi sono messo rento che ho visto che tengo un mestiere piccale, di lo che è il mestiere là? Quella, neanche idea. Ah, sì? Avevamo caro che i radio, i nostri Telespettatori. telespettatori i varde cosa che sei che il mestiere qua. Cosa zelo sto mestiere? Guarda, picca via qua. Due corni? Due cornetti? corni, dai via a testa qua, sarà che è una bestia, cosa è lo sto Ma mestiere? sarà? Valti che si casa, cosa è lo? Se sta vanzinco che ha portato? Sta lui, De cascia su che paga fine. Si vegnesto a cavallo con quelli. Sì, ho disinfornito il mulla fuori. Maria Santa, che bravo, E lo come il nome allora? Dopo vedremo quelli di se casa, si qualcuno sa risponde. come che lei, cosa che lei è questo mestiere. Marco, lo mia dentro. Ah, lui viene qua un pochettino quando viene di pigente, vuoi dire? Va bene, Per approfittare il va- viaggio. ecco. Che resta un là che le manda buonasera Batorè. Non sai perché. Batorè? Batorè mi è morto. Sì. Ah, Ma non so perché si sta per te o per me. Perché l'ho chiesto Batorè? Ma non so, un che ha commentato là. Mi pensavo che era un amico tu che ti aveva appellidato Batorè, no? Maria Santa, che quello No, mi le tocca mie. bene. No, mi no. Ah, boh. No, allora niente. Va bene, cosita allora. Cosita. E il magnar. Con cui lei il magnar quel del mercato ultimamente, Vittoria. ultimamente lei è il più pratico Sì, possibile. che no? mi sostituito io per la polenta. Se erano agri, 5 anni di mangiare polenta. Radici Ormai cotte. sei che invece pa la pelagra. Sì. Ma una frotola. Sì, dai. Una frotola. Per scominciare sì, bene. una frotola. Ascolta bene. Gisera due cristiani che peschea e Sì. i cassia sempre insieme. Sempre insieme, loro due era sempre Due insieme. compari, mi dico. Compari, sì. Die e notte, ascolta Vanzin, Era sempre mia insieme. Vanzin e Piola, no? No, era mettiamo qua Tony e Beppi, può essere. Tony e Beppi, Tony e Beppi, loro sempre insieme, Tony e Beppi, ma Beppi hasse lo lupo con tal busie. Allora lui, se c'è un pezzetto così, che c'è pa grande. Se c'è a 13 a 20. Il meglio le scampare. Il meglio le scampare, e mega mangia qua, e che mai portava via il lugo visto medo, che altro medo sotto acqua. Ben busie, poi un giorno Tony che ha pensato così, che ha detto, lo facciamo pescare, cassare, perché quando in dei si accampersi aveva 3D4D. Desmenteghia della vita. Se Solo desmente- pescare e cassare. E cassare. Allora ho detto, lo invito e voi parecchiate una per farlo passare una vergognata. Che loro là sa là di contare bugie. Ah, L'ha l'ha fatto fatto. che, Allora allora? ha combinato in 3-4, chi che andava a pescare insieme e cassare. Quando ieri vai là dell'accampamento, vanti schiarire il dì. Sì. Allora, che l'altro ha detto, aspettiamo per vedere cosa che lui dice che va a fare, andiamo a fare anche avanti. E lui dice, no, infatti, Era furbo. guardi cosa che vuoi fare, che mi dopo vedo. Allora che altri, allora andiamo a cassare, sapete che lui a mattina a buon'ora che piaceva Che andare a piaceva, cassare. Ho detto, papà, allora vatti in cassare che mi va a pescare. E scampato fuori. Bene, che altri va a cassare. E lui sta là. Sta Che là. l'accampamento. Tutto. Quando gasciarì il dì, lui aveva spere, spinei, linee, lui aveva armato tutto e che altri andati, ma era ancora scuretto. I canga mia che ha un tattoo, Un tattoo. un mulettinha così da piccinino. Gai fatto che C'ha c'è. fa il tattoo? E il vienzo in due che dico così tavara. Un ciamel lo chiama, per dare una desfarsata. Il Beppi. Chiama il Beppi Busiaro, ascolta così. E mi Tony che ha detto, ciapo una linea.
e che ligo ben ligata te una gamba del tatu Eh. e lo molo banda de là del Rio per vedere cosa che si succede. Feito! E li va là al campamento, non è che le Beppi? Non il gesè? Ah, non il gesè. Allora fa presto, muovete. Ciò ciappa la linea, mola di P linea qua, che l'altro va e tira, bada de là del Fin bada Rio. de là. Liga bente una gamba del tatu, intorcia su bente, te un rabutton cosita, e mola il tatu via banda de là, ma ben liga una linea 50, varatino te spacchi anche se vuoi. E il tatu vede, una scianta Beppe viene. Tirando su le braghe, postando a bottega, te se no, col siglo in bocca, viene su e che altri si sconde. Tutti sconti. E fissa così, cioè, e rabutto il fier, e il tatu in via il torneo, quando il nailo il torneo, e gli ho detto, ma che lo che ma subito col gatto pensare è andato dritto, cioè. E il gatto c'ha pa linea tira che ti tira, linea che ti tira, cioè, ma gli ha via mulata, via banda. E il tatu intorcea su una pianta e lo tiriano. E poi lo stufo, mola un poco de corda. Là de una scianta vede la linea persona dell'acqua, capito? Che ho il segà medo impressiona su e tira che ti tira, e tira che ti tira, e muccio de nylon qua così, te tira che e sente, ciollo! Rento te l'acqua, cioè. Ho detto, ma sarà che ne che tira, che ti tira, e tira, che ti tira, tira, che ti tira, cioè tira, e il mulitina che batte le gambe, cioè. E che altri, quando che lui tira sul nylon così, che altri eri vai. Te ora. E allora Beppi, a che succede sto cosa? E lui col tatu in mano ha detto, ancora ben che si rivai per presenziare cosa mi è successo qua. Perché che non c'è pa un ancoi e una settimana passata. Se mi lo ve lo contesse, fatti credere neanche che l'era vera. Con te proprio lui, Quelli sì con te a poesia. Ma va bene, posso presentare i suonatori? Mussonade, ecco. Ora mi va a banda di là. Buonasera. Oh, Vanzin, come stai? Piola, vai. Qua ancora, contenti, Nandri? Grazie che si venisti un'altra volta. Sì. Allora siamo qua, un'altra volta. Grazie a Dio. Ma qui che vi conosce mia, chi è lo Vanzin allora? Mi sono Vanzin. Venda rente Mi sono presente te là. Vanzin, sono natural de Nova Roma do Sul e sono di stare in Caxias do Sul. E sono la gaita quando ho voglia, quando ho mia voglia la smacco là un cantone. Bravo Vanzin. Che famiglia che ne lo te del tuo cognome, pa parte di mamma. Ah, le Panosso, dopo che che Panosso che ne strafumine là, no? Panosso le mia mamma. Sì. E dopo che sei i nonni, lo saria Battestin, saria Scapin, e avanti così, ne? Sì, cioè, lunga strada. Tutti italiani. Tutti italiani. Italiano puro. Mi sono mezzo moreno, ma le perché c'è massa sol. Massa sol. Ma dipende dalla regione. Da regione che ti viene, quei che picciari e piscuri, dei nuanti italiani. Guarda qua, un picciaro, guarda. E allora Piola? Bene, ti? Mi va bene. Grazie a Dio. Menadriola, la violonetta? Violonetto, sì. Suonare un poco. Ecco. Allora ormai tutti mi conoscono, qua mi sono dal Piola. Sono assisto là a Castroalve, che una volta era la capitale di Antonio Prado. Adesso Castroalve è la capitale di Nova Roma do Sul. Ah sì, Sì, dà paura. Che Nova Roma era fiola di Antonio Prado, Che è una storia, Piola, che una volta avanti di fondare Nova Roma, ha brigato tanto Nova Treviso con Castroalve. E voleva che era il posto. E allora il prete di quella epoca là ha messo in mezzo. Ma è vera questa qua? Ah sì, Sì, ha messo allora in mezzo di Castroalve e di Treviso. E allora è visto fuori Nova Roma in mezzo. Che il pedo posto era là. Infatti che si deve stare là ancora a Nova Roma, sapevi che là è il pedo posto. No, ma il pedo posto così di montagne. Comparate che altri due. Che l'altro era più piano, così. Sì. No, pedo di posto di più montagne, più sassi. Sì, piccai su, medo così. E allora? Molto bene, allora anzi siamo di stare a Caxias do Sul, tal. Cosa ti fai là? Facciamo la vita là, mi lavoro ancora un pochettino là con i computatori là.
Ti smissi su col computer. Su a fare un programma. Ecco. E ti sei commerciante? Mi sono commerciante. Va bene. Ma non fa neanche pata. Allora Valti di musica vive mia. No. Solo per un scherzo. Sì. Brai. Abbiamo suonati, era quanti congiunti, anche a me. Ma... Neanche ha fatto signor. No, ma ormai ho sempre lavorato, di quel che dà soldi, di più soldi. Ecco. Questo qua è un lavoro che le di più per divertirsi. Per fatica. Per divertirsi. Ma mico savesto che... Volevo salutare qualche ma dai un saluto? Solo se le saluta. Parlalo Piola. Guiné. Tocca mandare un abraço lá a Castanha, perché sennò dopo resta cattivo. Ah sì, Allora, un abbraccio Castanha. Castanha, struconasso, Castanha che non strafulmine via parlare. Sì. Un abbraccio lá para... A Gerson? Isso, Gerson. Gerson Castanha, struconasso a ti, tua famiglia. Daí lá pro meu irmão Osmar, para minha esposa, lá para minha filha Laura, e todo o pessoal lá então, que com certeza está assistindo a nossa live ali e tal, do Filó. Ecco, la Rubia, la Isabelle e Nicolas. Sì. Struconasso a tutti loro là. E ti... Loro sa mandare a tutta la famiglia là, ho 3 fioi, Leandro, Anderson e Leonardo, ho 3 netti, Vicente, Valentim e Matteo. E Lenore, la mia parona, che la mia assa venire, Opa, ancora bene, sorte mia allora, no? Sorte che... Grazie, parona. L'ha visto che sei gente buona, né? Serie, Allora l'ha detto, te può venire, te può andare quando te vuole. Allora mi sono stato gran contento. Ecco. Ma te sai che mi ho pensato adesso anche, che ho un cugnato anche, che lei è naturale di qua. Le Caetano de Cesaro, non so se conosci. Caetano de Cesaro? De Cesaro, è di star qua. Lei nascesto qua, adesso è di star Cascia. Sa che le fiole di Gigion de Cesaro? Può essere. Mico idea di sì. Mico idea che le fiole di Gigion. Può essere. La mia è una officina meccanica. No? No, lui anche negozia su, lui le mette un negoziante, lui fa di tutto un poco. Guarda che le fiole di Gigion, ma infatti... E allora solo perché nasce un isti qua, allora mi ho pensato, De salutarlo. De salutare anche lui che le è qua. Ascolta, che è una sonata che va ieri di ensaiare prima. Donna Lombarda, dopo pitardi a Femo? Sì, la Femo a Donna Lombarda. Donna Lombarda, avuto venire al ballo con me. Bella. Te sai che una volta, voluto parlare? No, può fare. Una volta anche per annunciare le musiche, quando gli italiani che ha tribulato tanto, le bande, le bandine, né? E principalmente quando chi poteva parlare italiano proprio sono in prigione, sta tanti che andati in prigione chi poteva parlare italiano noi poteva te hai ragione e allora che era là una banda là che toccava annunciare la musica ma sapeva mia parlare in brasiliano e che musica era che toccava e allora che toccava suonare l'idea suonare la musica Saudades do Matão e allora che c'è quel più furbo là che parlava meglio e allora che ha detto agora nós vamos tocar a música Saudades do Tizolo. Una cosa non aveva niente di vedere con che l'altra. Ma la mia parlava, se il parleva Maton ne ha preso. Tizolo era il Maton in brasiliano. Tizolo. Ma un'altra idea dobbiamo suonare adesso, l'altra, le mie questa qua. Le mie quella? E la quale allora adesso? Le 4 cavalli che trottano. Ehi, da che aria là? Quattro cavalli che trottano sotto la timonella, vuoi tu venir mia bella, vuoi tu venir mia bella, quattro cavalli che trottano sotto la timonella, vuoi tu venir mia bella, ven sulla riva del mare, che bella notte che fa in barchetta se va a far l'amore con te, che bella notte che fa in barchetta se va a far l'amore con te.
pescano le sardelle, sono lucente belle, sono lucente belle, e in riva al mar si pescano le sardelle, sono lucente belle, come i tuoi occhi per me. Che bella notte che fai in barchetta, si va a fare l'amore con te. Che bella notte che fai in barchetta, si va a fare l'amore con te. Vieni alla tua finestra, Bruna, oh mia bella Bruna, che il chiaro della luna, che il chiaro della luna. Vieni alla tua finestra, Bruna, oh mia bella Bruna, che il chiaro della luna, andiamo a fare l'amore. Che bella notte che fai in barchetta, se va a fare l'amore con te. Che bella notte che fai in barchetta, se va a fare l'amore con te. La 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 Marco Marsano viene dentro. Opa, boa noite. Buonasera. Notte che fai E in barchetta si va a far l'amore con te. Ascolta bene. Buonasera. Buonasera Marco, come va? Ben? Vala, buonasera a tutti. Le sonate italiane, diti o parole o frase o lettera, andiamo a parlare solo lettere stasera anche, vero? Anche. Che non se le capisce bene. Per esempio, una curiosità importante, Vanildo, ascolta bene. Far l'amore con te. No altri qua del Brasile, abbiamo capito che è un'altra roba. Invece in italiano far l'amore con te l'era innamorar. Capito? Ecco, era namorar. Va bene? Sì. Bruna o mia bella Bruna, no, è natosa che aveva nome Bruna, era natosa che era morena. Gatto capio? Capio il discorso? Ecco, cosita. Ora. Le cosite, Gatto capio sì, ora? Capio che Sì, musica proprio. toccaria analizzarle bene. Anche Moretina è bella, ciao. La senatosa Mora, la senatosa Morena, ecco. Capito? Sì, adesso Natosa mora, natosa bruna, natosa moreninha, scuretta, come di Vanillo, guarda, lui è ben scuretto, capito? Nella bionda che nella scuretta, no? Sì, ecco, sembra un brasiliano, guarda. Capito? Nigricio. So perché il parla bene italiano, se no... Parla bene italiano. Anche a Piola parla bene italiano, valci brai. Tocca pensare su qualcosa, fare qualche programma italiano via parlare, buono. Dato a praia, varati. Le città marostica. Ma sì, c'ho quei casi famosi per le mie da nostra città. Allora, Mussum, Barra do Rio Azul, dois vizinhos, Pato Branco, Carlos Barbosa, Viaduto, São Borja, Ponte Preta, Modelo, Bento Gonçalves, Romelândia, Nova Erechim, Monte Alegre de Minas, Lindóia do Sul, Formosa, Goiás, Canoas, Sarandi, Porto Alegre, Xaxim, Sinop, Fortaleza, Bento Gonçalves, Criciúma, Blumenau, Dona Francisca, Planalto, Itapuca, Paraí, Cordilheira Alta, Brotas, 13 de Maio, Garibaldi, Francisco Beltrão, Ipumirim, Tijucas, Aratiba, Canudos do Vale, Curitiba, Veranópolis, Boa Vista do Sul, Liberato Salzano, Caxias do Sul, Campo Grande, Rolante Espumoso, Balneário Arroio do Silva, Lajeado, Gentil,
São Valentim do Sul, Quilombo, Casca Emaral. Eita lá. Maravilha! Ecco, è importante Valtteri scompartir. Pensei vedere qualche amico, qualche persona, gruppo, famiglia. Metti là, volevo via vedere gente che parla italiano, nostri italiani. La seconda lingua più parlata del Brasile è il nostro italiano. La mescolanza di tutti quanti i dialetti. Siamo ancora forti, né? Siamo ancora forti, vero? Così sì. E Valtteri che se volete patrocinare il nostro filò, che adesso comincia a fare 12 live fora. Ecco, fora. Sarà che rischiamo? Demo. No, rischiamo a sapere quale città o no? Ah, le medo perigoso. Dopo te puoi mettere là. là. Che sì, per garantirla. Sì. Il nostro progetto va in 12 città. Far la live direttamente di là, con i valori culturali di 12 città. Ecco, dentro di pochi giorni... Demo Roger! Vieni qua, Cati. Che vuoi... Addio, scrive. Ascolta, scrive. momento Migi Plus. Opa. La Migi Plus, ascolta bem. Às vezes, quando entram em alguma instalação de animais, minha vera? Ecco, de catar água que nós é próprio de acordo alle bestie. A Migi Plus, ela tem uma preocupação muito grande com os animais. Porque o animal, ele necessita de água de qualidade. Potável, de qualidade. Água de qualidade, isso mesmo. Então, água fresca, não água calda. Água freschetta, con me assaggiata, ma freschetta, vero? Che stai all'ombria, non il sol vergine. Mi è vera? Sì. Ecco, potável em qualidade suficiente é o mínimo desejável de qualquer animal. E por isso que a água recebeu o apelido de o alimento esquecido. Minha vera? O alimento esquecido pela comunidade técnica que trabalha com animais. Pensando nisso, a Mig Plus decidiu dedicar o mês de janeiro para falar sobre esse assunto. Porque a Mig Plus tem interesse que o teu animal se desenvolva, que ele traga resultados, como uma forma de conscientização sobre a importância da água também para os animais. Nos dias mais quentes, o fornecimento de água fresca se torna ainda mais importante para a produção, por exemplo, de suínos, que muitas vezes ficam debaixo de um calor muito forte, ou não é? Sem muito ar. Uma pesquisa publicada em 1979, o Flaury, pelos pesquisadores Ingram e Stephens, demonstrou que uma temperatura ambiente entre 21 e 24 graus aumenta o consumo de água dos suínos em 40%. Imagina que Agora bisogna que se hidrate, que está... Quase 40%. Realmente, para ajudar a manter os animais confortáveis e com suas necessidades de bem-estar atendidos nos dias mais quentes. Trouxemos para vocês quais os valores de vazão indicados nos bebedouros para cada fase de produção dos animais. Podemos ensiná-lo a conferir e aferir suas instalações corretamente, para que não haja comprometimento na produção e no bem-estar dos animais durante os dias mais quentes do ano. Converse com a equipe técnica da Mig Plus. Certo? Que é importante. Tanto para produção, como é dito, produção e bem-estar de Lúria. Próprio così. É tanto importante. Maravilha. Essa dica também, já aproveitando o gancho da Mig Plus com os animais, a Pian Alimentos, que trabalha com ração para cães e gatos, também quer repassar essa informação de que os animais que estão fora de casa tem que cuidar muito para que a água não fique no sol e também proteger esses animais nesses dias que passam de 40 graus. Se tiver um cantinho dentro de casa, é muito importante. O porão da casa, um cantinho fresco, debaixo de uma árvore. Pense também no cachorro e no gato, va bem? Cosita. Proprio cosita. Tanto Conti importante. tua storia. Una dica importante per tutte le bestie che noi abbiamo. Maravilha. Conti tua storia stasera di quella di José Carlos. Sì. Stasera Dopo me la conto. Sì, la conto. Allora dica a Graciain, a Nardi, Nardi, che stasera sai... Ma lei sta attento. Non è una storia. È un caso che mi è successo, che noi antes seguimos Chapai è un falecido amigo mio, no? Che è morto con 30 pochi anni, giovane. Siamo ciapai tardi di notte a Bento Gonçalves con Fusca che si ga spaccà e che abbiamo dormito dentro del Fusca.
Ecco. E dopo siamo venuti a casa di Fucal di Driu ben buon'ora. Come che siamo venuti a casa? È una interrogazione. Malti vi vede la storia più attenti, fantastica del mondo. Porco Ziona. Proprio così. Va bene? Maraviglia. Dopo mi ve la conto. Ecco. Chiamiamo Giusto. Roger. Chiamiamo Che Roger. te giute, Mandami Milo Reto ciao, Roger adesso qua. mi. Ecco. Marti passà, in nome de supermercato polivalente, supermercato Vittoria, in nome del modello Penei di Bento Gonçalves anche. Vero Roger? Ecco. Noi altri che abbiamo parlato sopra le misure, te pensi to? Ecco. E tanta gente ha contribuito anche a loro. Ah sì? Ha passato anche a loro parole di misure che non era una misura esatta, ma era una maniera di capirsi, di farsi capire. Capisto? Quanto pan vuto? Ah, dammi un tocchetto. Un tocchetto di pan. Dammi una fetta. O dammi mezzo pan. Allora te è una idea, ma non era una misura giusta o esatta. Va bene. Allora i ha contribuito con che? Allora, ha contribuito con la parola crescente. Crescente. Crescente, mio vero. Ecco. Ancora, vai. Tira. Scarsetti. Scarsetti. Proprio. E allora una misura anche può essere senza misura. Senza misura. Che no? Era una cosa che non era misura. Una cosa straordinaria, un esagero. Ecco, ma senza misura. Ecco, un baldo. Un baldo anche. Un baldo. Un palmo. Un palmo, Oddio. sì. Driotera. Vai a tagliare gambere d'Emilio, ma le taglio come? Taglia raso. Un'altra. Taglia raso, taglia driotera, proprio. Cosita. Va bene? Un'altra cosa, parole poco doparai. Sì. Devo fare parole che sono interessanti dentro del vocabolario dell'italiano, ma che non se le dopera. Tipo una carta, esempio, una carta, ora ricevesto una carta, te può dire una carta? Sì, te può dire che te hai ricevesto una carta. Ma già era tanto doparà, ora ricevesto una lettera. Una lettera. Va bene? Sì. Ecco, ora ricevesto una lettera. Ecco. O una cartina, una cosa... proprio. Ecco. Una letterina. Ma cartina se? Una letterina. Una letterina, Sì, proprio. sì. Carta, lettera. Cartina, una letterina. Un'altra. Una busta o bustina. Ecco, vuol dire che busta e bustina è lo che è. Metti dentro te busta. Envelope, ecco. proprio, envelope. Una borsa anche di studianti. Ecco, metti un dentro te pochettino busta, più sono grande. sporchi. Sì, proprio così. Un'altra, il tennis o le scarpe, i sampioni. Sampioni. I sampioni, go sporcai i sampioni, cava due sampioni. Un'altra, quando che si andate a una festa, che si aveva sulle scarpe, o i sampioni, quel che era su, ti rivedi in una comunità o in paese, un commercio, più che sia, vanti di andare a Rento, a che c'era o te a calzada, casera de sasso, o te un tocco di legno piantà a fondo, c'era una lamina di ferro con due caici, con due gambette, impiantate firme, che ti rivei là e ti passei a scarpa in cima e ti tirei via il baro che n'era sotto. Come che c'era il nome di questo ferro? C'era una lamina di ferro, era tipo quasi davanti un tirascandole. Vanzin, e che aveva il formato di un tirascandole, sì. E l'era impiantata, stia firme, ti passei a scarpa là in cima e ti tirei via tutto il baro che n'era sotto. Mi è vero? Sì. Come che si chiamea? Vediamo che tu ne sa. Se valti che si casa, quel ferro lì, come si chiamea? Sabbia. Sabbia, lo che è sabbia? Sabbia è l'areia. Areia, Ecco. areia. Guarda che è sabbia. Sabbia è areia, sì. Gramo. Son gramo. Son gramo, Arrependido. Pentio, arrependido, son gramo, sto arrependido, pentio. Come che voleva? Son gramo, mi chiama gramo. Ecco. Tanto doparà, ecco. Inelo ancora? Firma. Fa la firma Tila. Ah sì, asa che fa una firma qua. Mi firmo sotto. Sì, ciò. Sei un avalista, come Ecco, dire. assinatura. Una assinatura fa la firma. Se no, vamos lá no cartório reconhecer firma. Ecco. Ecco. Perché reconhecer firma? Reconhecer firma, reconhecer assinatura. Assinatura. Proprio, va bene. E abito. Il abito in portoghese, in italiano sarebbe la abitudine. La abitudine di fare certe cose, di fare sempre la medesima cosa. E tante altre parole che sì, ecco, proprio vera. così. Un po' che di parole per altri capire che sono parole che si dopera
poco o niente. Giusto? È proprio vero. E se ne hai qualche parola che vuole scompartire con altri, scriverti i commentari, potete scrivere che dopo un altro che giuntemmo qua, come che abbiamo fatto quelle misure. Sì, proprio, qualche idea da aiutarsi al Ecco, programma. qualche parola che si adopera tanto una volta che adesso si adopera P. Ecco. Escolta, Caxias do Sul acontece os jogos comemorativos para a festa da uva de 22 de janeiro a 6 de março. Provas como arremesso de queijo. De formaio. De formaio, cioè, joga il sì firme, Ecco, se no si spacca. Corrida de plantadeira, tac tac. Il tac tac. Vergi e pianta, così si pianta meglio in 1980. Le coso, Renato Ebert. Renato Ebert, sì. Allora il tac, sarà qua, Corrida de trator. Fazer bigoli. Ecco, far bigoli. Per stare dove coi piedi. Proprio. Sgranar Miglio. Ecco. Carretto del salame, questo so mia come che l'è. Carretto del salame. Questo so. Corrida de Cariola, questa sì. Una volta che quasi rabaltà a prefeita de Fagundes Varela qua, Cariola, quasi rabaltata. Chute a gol. Ecco, con una boletta così piccinina. Corrida no sacco. Mini 48. Sì, c'ho, de bocce 48. No, mini 48. È una cancia piccinina. C'è riducida allora. Pau de sebo, allora saria la cucagna in italiano, no? Ecco, allora te vai su. Che si buon rivar. Sì, se si buon rivar che te guadagni un regalo. Ma Gilso Stuani, un grande amico nostro, insieme con Juarez Schiavo e tanti altri, lo impegnai in fare questi dughi, gli chiamava Olimpiadas coloniali, adesso si chiama dughi coloniali, e lui viene invitar che di uno di questi posti, perché i ga in diversi posti adesso da fare. Ghetto Ligio è il conti o no? Video, intanto sì. che lui parla ti potresti mettere su, può essere. Alô galera da linha 40, chi che parla Legício Stuani. Giorno 29 di sto mese, le 3 della tarde in Vanti alla Chiesa, che è i giughi coloniali della festa della UE. Ciao per tutti che avete casi, i vicini, i cani, i rospi, il nonno, la nonna, che qualche dunta strada, un ciuco, poi menarlo insieme. Giorno 29, le 3 davanti alla Chiesa. Fermo la tappa dei giughi coloniali della festa da UA 2022. Se volete venire meglio, se volete mia venire, vo torve casa. Stiamo bene. Bravo. Allora i dughi coloniali, che siete 22 di gennaio adesso, che scomincia? Sì. Di, con le 25. Se qua a tela, qua da Sì, banda, no, da qua. Va fino il giorno 6 di marzo, là è lunga il mestiere là, capito? Allora era qua che ne le feste e senti dentro là di GT che cattivo fuori tutta la programmazione, va bene? Vedi tu o no? Sì, no? che vedo. Sì, ecco, va bene? Allora puoi andare dentro per sapere che sono questi dughi, in telecomunità dei Che Caxias se tutte do le Sul. comunità, gli orari, tutto giusto, fare lì che... Ma adesso resta qua. Sì. Adesso resta qua, puoi fermare la live e vedere dove è la vostra Ecco. comunità per partecipare. Va bene così? Ta? Proprio vero. Proprio. Mi va o banda i suonatori. Vai. E dopo devo contare la storia di Graciain là che è bellissima. Come stiu vate qua? Grazie a Dio. Ah sì Ghetto mia una storietta piccina. No, ma ghetto che un'altra roba per mostrare qua. E lo cosa ero che mestiere qua? Vedi là, si sa qualche d'un là? E lo cosa è la questa? Questa qua allora... E la di chi è questa? Se vuole stato mi pare fola con gli aveva. C'ho la invece allora? Mi pare è morto con stato 3 anni che ha fatto che gli aveva 78, 79 anni. E funziona bene? Sì, allora quando che era Sesta-feira Santa, né? Sì? Che portava dentro il signor morto in chiesa, allora si tira su la sacristia, allora una muccia là degurizzata e pari attorno. Perché il signore era morto e poteva mia suonare la campana, proprio così. Era un costume. È che un catà interessante portarla per mostrare anche qua, né? Tanti sa mia, né? Sì. Ma che ne tanti chi conosce, ma tanti conosce mia. Conosce mia cosa che è la racola. Per quella che ne cosita, la racola fa tanto barullo. E quando che è una donna che parla tanto e dice che la parla di pide una racola. La donna di Tony là la me parla di pide una racola. Non si ferma una scianta.
Ghetto mia una storietta piccinina per contarmi. Piccinina, ghino una allora che mi go a pensare adesso che una volta che era il baile del baso. Baile del baso? Baile del baso, ciò. E allora non corremi a pagare l'entrata, solo che a portare qualcosa in colonia, se. Allora uno che portava zucchero, che l'altro portava miglio, che l'altro portava patate. E che ne un là che era matto per basarsi. Sì. Ciò ha detto, mi ciappo una carretta in pienissimo di zucchero. E la porto là. Si vuoi bazar del bon. Si vuoi bazar. Ciò allora in pienissimo sta carretta, porta là piena di zucchero. Arriva là, ciò che ne erano 300 donne. Cramenti! 300, ma che ne era 800 uomini. Vuol dire ci apparghi uno per ballare, e ne era perché 4-5 davanti. Ma signor poca sorte. E allora lui ha detto, ma sarà che perdo tutte le mie zucche? Entra che portava una carrettata. Una carrettata, E ha detto, dopo il guardare il lampione, cioè il lampione era quasi di morsarsi. Di finire a bampa. Di finire il petrolio. Sì. E tu aspetto finire il petrolio, dopo che inciappo uno del vestito lungo. E allora che pianto so da base, allora che smorzare la impienisso de base. Il mostrare lampione, lui va a finire la cata una con vestito lungo. C'ho le lingue le sciocchie, c'ho de basarsi. E allora dopo che il gas basa bene, allora era ora di venire la luce, né? Sì. E allora ho detto, ma fa come adesso sapere chi che gas basa? Né? Passa Che è scuro. Sì. Allora ha fatto un gruppo secco del vestito. Un gruppo secco. Dopo quando che viene la luce, allora mi guardo e so chi che gas basa, né? Guarda, c'ho che bella idea, no? La luce, che impissa il feral, Sì, il feral, il lampione. C'è che impissa il lampione e lui cerca più buono di catarla. Più buono di catarla, vai. Te quello arriva suo fratello, un bel tocco che ha passato. Arriva suo fratello, ha detto, fratello, ha detto, curi la casa che ha fatto un gruppo secco del vestito della nonna, ha detto, la cattiva. È molto buono. Voleva tanto basare che basare la nonna. T'ho visto, te scuro. Se i basi i fesse busi, tutti i musi saria sbusi. Proprio. Sì o no? Se i basi fesse busi, tutti i musi saria sbusi. Proprio vero. Bel proverbio, no? Ben bello. Suoniamo qua adesso. Adesso suoniamo, allora voglio offrire a Roger lì che sta qua. Roger. Sta quale ti offro per te e per tutti gli ascoltatori, anche per noi altri. Sì. Per tutti. È il capitano della compagnia. Oia! Vai! Che parlare di parole prima, né? Sì. E l'ora di medidas, né? Vieni più avanti. Isto. Tipo, che io senti ancora parlare, dammi un etto. Un etto, due etti che ha scritto lì. Sì. Molto bene, allora mi gacciava. Un etto crescente. Se vendeva tanto fumo, pevero, sì, ciò. salamoniaco, tutto Sì. in etti, mezzo etto che era la balanza che aveva mezzo etto, un etto, due etti. Una volta lui vendeva galline. No, comprava galline, dopo se vendeva. Vendeva. Ma le mie è stato lui, ma femo di conto che sì, è stato lui. Femo finta. Perché sarà che le balanze lì, sai che aveva la sfera. Sì, andiamo qua in là. Sì, ti metti su e dopo ti stai aperti insieme e andiamo avanti il peso. Che ne era due. Dopo ti tiri il peso sotto. No. Che ne era mia quel del chilo e quel di Yeti? Sì. No? No, solo il peso guida quella. No, so che ti metti il peso insieme e allora il puntero andava su, conforme il peso. Sì. Allora uno ha domandato una gallina, ha detto dammi una gallina, ha detto. E lui pianta su la gallina e ha detto ma pensando bene dammi una più grande, ha detto. E allora lui mette sta via, la tira su e la mette su e sfonda dopo la mano. Ha detto che aveva solo quella. Sì. Ne aveva altre galline. Sì, solo quella. E allora questa qua sta buona, appesa bene. Dopo l'era giù dar via, ma pensando bene, dammi che l'altra anche, ha detto. Che ciavada! Che ciavada allora! Non era solo una. Vai là! Vamos lá.
capitán de la compañía. Alle ferito stai per morire, ma manda a dire ai suoi alpini che non glielo vengano a riprovare. Manda a dire ai suoi alpini che non glielo vengano a ritrovare. I suoi alpini che manda a dire che noi a scarpe per camminare, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua, o con le scarpe o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. Cosa comanda signor capitano, che noi adesso siamo arrivati. Io comando che il mio corpo in 5 pezzi sia tagliato. Io comando che il mio corpo in 5 pezzi sia tagliato. Primo peso alla mia patria, secondo peso al battaglione, il terzo peso alla mia mamma che si ricordi del suo figlio, il terzo peso alla mia mamma che si ricordi del suo figlio. L'ultimo peso alla mia bella, che si ricordi del suo primo amore. L'ultimo peso alle montagne che lo fioriscano di rose in flor. L'ultimo peso alle montagne che lo fioriscano di rosa e fior. Aê! Che spettacolo stasera, spacchiamo fuori tutte le meglio storie. Quella del Cibin, vero Roger? È la storia inedita del Cibin, la viene fuori stasera. Ma adesso andiamo ai nostri apoiatori culturali, una sentina solo torniamo in seguito. Vai là Josiel!
caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. A gente entende este amor, che è la priorità ai cani e gatti Pian Alimentos. Sono qua di Paraí. Un struconasso a tutti i soci, collaboratori, clienti, amici, ecco, di questa impresa fortissima. Va bene? Mandare un saluto a quelli da Vinicola Vanni Sul, Moscato Giallo, Niagara, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, anche spumante, anche mosto de uva, Vinicola Vanni Sul de Flores da Cunha, de Noa Trento, 3297 3305, 3297 3305, va bene? Cosita-si, ciao, Marco, vieni dentro, tu mi asseu qua proprio, mi solga, vi vedere far su cosa, vieni qua che ne avevamo delle storie da contare, un struconasso a quelli della Dealnet, provvedore di accesso a internet, l'Amighi Plus sono per le bestie, Stivai Baspan, che è uno dei 10.000 itens che a basso pancotto distribui, vero Roger? Solo 10.000? Per tutto quanto il Brasile, ma guarda che Stivai qua. Sì, sì, e che ne è questo è super leve, e che ne è ultra leve, piliviano ancora, ecco. Abbiamo polivalente supermercato di Santa Rosa da famiglia Deito, saluto a Viviano e tutti, anche qua Serafina. Mercato Vittoria. Mercato Vittoria, proprio. Vodka Raisca, la vodka delle meglio caipirinhe e anche che una spumante la va. Qua, Oremos. Oremos, ecco. Pian Alimentos, che parla adesso, rason per cangati e pissi, che abbiamo il modello Penai de Bento, la Vinicola Vanni Sul, Paludo. Ah sì, la rede de loja Paludo. Liquida verão Paludo começou com descontos progressivos. Quanto mais você comprar, mais desconto você vai ganhar. Isso mesmo. 10% de desconto numa peça, 20% 3 ou mais peças. E tem mais, em até 10 vezes. Olha lá! E aproveite para conhecer os lançamentos da estação, os descontos especiais. Seja cliente das lojas Paludo. Sua moda, seu estilo. Camisa da Paludo. Camisa da Paludo. Cosita-se. Proprio. Ecco. Ma mica una frotoletta per contare. Marco, sì? vem in Torrento, Marco o no? Non so se vieni. Se no mi va o banda i suonatori? Sì, vai là. Banda i suonatori? Sì. Ah, va? Claro. Allora, sì, allora ti sta attento con Marco là e quando venite dentro dopo dei suonatori venite tutti e due qua. Tá Va bom, bene, vai. ecco. Allora vuol sapere la storia di Nanetto Pipetta. Proprio vero, la storia del Nanetto Pipetta. Come sei a storia di Nanetto allora? Chi che sa a storia? Mandar um abraço lá pro Anderson Mancin, que é o filho do Divanildo, eles estão na audiência lá do Filó. Anderson, vai o quê? Dice tutti là che vai là che i figlioci taccate la televisione là. I tuoi figli bio la medesima vita che a tua o no? No, lui ha più una vita meglio, ma mica catata buona anche mia. Meglio o ben meglio? Ben meglio. Anderson, tu ouviu então? Ele capisce in italiano, sì? Sì, il capisce. E ti che viu vita buona o te che patio anche a te? Sempre raspar. Sì, sempre te limite. Sempre, o nome do filme No Limite. Isso, então tivemos poucas coisas então na infância, assim, mas depois tranquilo. Aí é que também o Brasil em si mudou, né? O nosso estado, as cidades, tudo foi evoluindo, né? Sim. Inclusive, então, mas hoje a gente está bem.
Hoje estamos bem, né? Mas Hoje no começo era tudo contadinho, era... tudo misurado. Uma calça passava de um filho para o outro. Para ti ganhar uma conga era um luxo, era um... Sim. Então era assim, né? Para ganhar um presente, ou que o pai tivesse a consciência de que realmente o filho precisasse. Eu, por exemplo, ouvi muitas vezes o termo do meu pai, sono dato pie descalzo tante de que volte. Ecco. Então, os pais usavam esses termos para uma desculpa para não comprar, né? Ou, às vezes, não podia, né? Falar em necessidade, vamos falar sério aqui. Sì. O italiano, cosa gerelo la cosa, a più grande necessità, o quel che di più volte che avete sentito mancanza, che fez falta, aquilo que hoje não dá para imaginar que não conseguiram ganhar, ou seja um presente, ou uma roupa, ou uma comida. O que mais vocês sentiram? Posso parlare, Palomì? Parla. Nantre si aveva sempre voglia delle volte di un brinquedo o magari di bere una gasosa, che al tempo là era una gasosa. Un refrigerante. È un refrigerante capilé, mistura con l'acqua, mistura che succo, no, un sciarope mistura con l'acqua. Era num litro, vermelho que nem um sangalo, né? E botava enchia o copo d'água de poço, água de poço de fonte, e dava uma misturadinha para ficar vermelho, e aquilo já era doce, né? Sim. Eu também tomei capilé. Allora di mangiare ste robe si sentia cosita, ma di vestirsi cosita no, no, no caso. Antes era acostumado lá daquela maneira lá, quel que vinha tudo certo. Sim, não tinha vaidade. Não tinha. Não existia, era tudo igual. E fame non si passia anche perché era sempre frutti, e dopo te armei trappole, né? Allora ti ciapei qualche oselletto. Polenta e toccio. Polenta e toccio, né? E pescar, allora, anche a pescar, si ciapei a pesci, né? E allora era cosita, né? Ma era una diversão. Era a mim, me piaceva a minha infância, mesmo sendo com necessidade, me piaceva. Né? Tipo na fortaia. Sì. Na fortaia com 2 o 3 tocchi di formaggio, e quanti ovi? 2 ovi, e in quanti si mangia con la fortaia? Tocchia tutto spartir, né? Sì. Tocchia, né? Ma tutti che aveva criança. Tutti che aveva criança. Polenta era più a vontade adesso. Sì. Hoje, se tu botar uma fortaia pequena na mesa, a primeira criança, não importa de quem que é filho, vai tirar tudo no prato dele e vai deixar todo mundo sem. Sim ou não? Sì. E n'altri là era cosita. A mattina polenta e latte, né? È vero. Al mezzodì minestra di fagioli di tagliatelle, e a sera polenta e latte. E qualche volta copia una gallina, ne scavessi al collo una gallina, come con pasta asciutta, toccio. E copia un porco, allora quando copia un porco era una festa. E il churraschetto, lo fai il churraschetto là con tutti i rotami, né? Sì, rin, figà. Figà, coração. No, figà no. Figà guidando mia. Rin, e che ancora? Coração. A lingua. A lingua, il coração, Tutte quelle robette là, ma lingua. Anche a lingua. Fez churrasquito della lingua, Sì. adesso mi ho dato conto, altri no. Sì, anche a lingua. Metti lì, resta buona. Ma buona. Un'altra cosa, quando si copia il porco, se mangia, no antes da casa si aveva un costume, che se ci appende a torse polenta fredda per mangiare quelle gripole. Sì. Un tocco di polenta fredda, gripole, poi c'è la gripola rento te l'aseo con sal, poi c'è e mangia con polenta fredda. Sì. Ma era buona. Dopo lo rifia che la carne là, cuciniera, mettete una lata di bagna. Amico mio passare quel tempo lì. La casa non ho mai visto quel costume di cucinare la carne insieme con la bagna e dopo mettere la carne dentro te latte della bagna. Torno a bagna. Quando arriva un tocco di osso, un tocco di carne, fai al mangiare. Se mi aveva, altri anche figo, cucinare la carne. No, mi tengo a contare in quei anni che si viene qua che mi sono assisto becche. Sì. 65-70, era tipo... Dopo si era un pochettino più adiantati, là ti mestieri. E che aveva commercio, Luriso, pare che aveva commercio. Sì. E anzi era proprio là in colonia. Era proprio il fondo da grotta perché era l'ultima colonia. Era là. Ma vedeva fin de linea. Sì, non era più là, non andare avanti. Sì. E te sai che onde che lei là, onde che lei che mi sono assesto,
Ele é onde quer dizer adesso il Eco Parque, il famoso l'Eco Parque. Ah, là di Nova Roma. Lá de Nova Roma, lá que a colônia lá de Drio, era de me pare. Prima aveva sotto il Cachoeirão, entre Nova Padua e Nova Roma. Peschei tanto là? Ah, sono mai stato là è stato il Menono solo, dopo sì. mi a comprare visti qua su. Là a Nova Roma, in costata dell'Eco Parque. Allora ti che conoscesti tuo nonno? No. No. So per parte di mia mamma. Sì. Ma te che hai avuto contare sopra tuo pare o no? No, aspetta che mi te conto un'altra. davanti Oh, che ne storie, calma, pianeto. Ma allora che epoca là ste mai tanta magna polenta, magna ovi, tale bagna che te che dito Sì, onto, e quando che andai al dottore... A polenta te l'onto a sbrisiedo facile. E quando che andai al dottore una volta l'hanno far check-up o che era mia check-up? No, che era mia niente. Colesterolo, non sì, esistia chi nada. mai sentito dire che loro lì è? È che quel che te mangiai ti buttei fuori via per sudare, lavorare. Mi è vero che era così. Non ti vedei pochi gordi una volta. In colonia non ti vedei un uomo gordo. Ciari, mi è vero? Mangia tanti radici. Sì. Radici cotti, radici seule, aglio, tanto aglio. Fortaia de seule che fate ancora. Ma fortaia de scarlogne non mi piaceva. Perché era così, quando che non era formaio o salame, la nonna la battea scarlogne insieme, tagliava ben finette scarlogne, battea insieme con l'uovo e buttava là. E allora lei era amare. E la fortaia era amara. Mi non mi piaceva mia de che fortaia lì. Capio? Allora fortaia di ovi e scarlogne. Non è mia poretti, è proprio. Più basso dei poretti che ne che. No, altri la casa lo rigavesso che l'otto. Discolpa te cortamo. Sì, no. Rigavesso che l'otto lì da casa, allora si gavia mia il posto di avere una vacca, un mestiere. E allora tipo tu che andare a torre latte di vizinho, 1 litro di latte di. E una volta che ho visto là una donna là ta venda là, se parla tutto italiano, ha detto a me fiola è andata a stare cascia a gaffine latte di cabra. Latte di becca. Ha detto che espressione la gaffine latte di cabra, isso io nunca mi mai andato via da testa che espressione lì. Dopo col passare del tempo loro mi ha spiegato che se aveva fine latte di cabra perché era ricca. Sì, era siora. E che aveva un'altra espressione, che famiglia là che manca solo latte di gallina. Sì. Perché latte di gallina non esiste, allora che era di tutto, anche se era un'altra espressione che si sentia dire. Manca solo latte di gallina, che non falta nada, che è di tutto. Mi è vera? Sì, proprio vera. Ti devi raccontare un pochettino di tuo padre, voluto parlare. Ah sì, no, il mio padre lui era il più giovane da famiglia, né? Sì. E allora lui, quel che ha tribulato manco, né, mi pare. Che ha tutto fatto. Che ha tutto fatto, e delle volte cattare le robe fatte, delle volte le mie le mie volte non 62 che viene. E 60 che viene. Luca ci parla meglio, colonia, tutto, né? E solo che dopo che aveva poca voglia di lavorare, dopo allora desde giovane lui un datore cacciassa per me nonno con una burracetta. Sì. No, aveva una burracetta del datore cacciassa do Rio a Prata. E allora quando tornando in Rio ci appena arrivato in Rio e avanti e lui beveva dopo che sono te acqua e dopo casa vino non gli manchea. Allora si ha messo il bevere tanto, né? Si è accostumato a bere, come tanta gente, né? E allora lui andava quasi tutti i diti le bodeghe, allora una sera naturale di Treviso, allora un di sì e che l'altro anche. E allora anzi che aveva un cavallo, ci aveva cortavento. Cortavento? Aveva pede pano a te che il cavallo lì dopo una volta si è morto un porco, si chiama porco malà, si è morto. E allora mi pare voleva far bagna. Saon. Sì, voleva fare saon. Col porco morto. Col porco morto. Ma se che aveva questo costume? È costume di approfittare. Solo che mi ha mandato misera. Ho fatto 3 viaggi, che erano 3-4 km, onde che era la bodega, là comprei a soda. Ho fatto un viaggio, porta a casa, non viene fuori su saon. Fa un altro viaggio, questo quartavento. Non viene fuori su saon. Un altro viaggio. Ancora l'era malata, non è mia saon. È mia, non so perché l'era malata, se aveva fiebre, non so che.
Ah, sì, cioè, te vedi, E del terzo viaio c'ho... Allora, cada volta che tendei ti portai in casa che? Anche un litro di caciassa. O far coraio. Ma l'era distante? Ma tendei tor... 4 chilometri. Tendei tor soda. Sì, Soda. sì. Ma quanta ti importai in casa? 1 chilo a volta. Un chilo, Un niente. chilo, un altro chilo, niente. Un altro litro. Cada volta che devi tornare 1 chilo di soda ti portai 1 litro di caciassa. E del terzo viaggio che ho fatto, quando sono arrivato, ne era un matto, che mancava un 500 metri per arrivare a casa, ne era un matto, un piano. C'ho il cavallo si in cuccia. Sì, vero? C'ho stufo. Si in cuccia ha dato tipo un derrame, non so che, era medio vecchiotto, Sì, e allora mi lo gomenate la cabeza. Sì. Era piccolino, gomenate la cabeza a casa. E dopo che mi la sorte che quel tempo là della Goa Vermelha comprei a cavalli per fare mortadella che vendete il Giappone, diceva. Sì, ma che Giappone? E allora il gatto ha ancora una muccia di soldi, che ha un bei pochi soldi. Sì. Le sta là che gas comincia a fare hamburger via là che è sceso sulla... Le ha imparato che cavalli. Ah, Roger, ben pensata. No? E loro? Conta la storia là di tuo nonno. Ma finì che allora? Ma allora lo sai sto suo saon o no? No, ho perso tutto. Perso a soda. Ma che c'è poi i soldi del cavallo, sta buono. Il cavallo, il lugar porta via mezzo storno insieme al camion. Che se un d'Italia, quell'albero, quando che una persona vale niente o poco, dice, con quell'ate fessa onte perdi a soda. No, gli ha perso la soda. Lui voleva approfittarlo. E non deo. Non so che malattia che aveva, né? Se l'era. Va a sapere che ne E neanche parsa uno non ha servito sto non ha servito. Quando si può a retto, le cosite sì, robe. Non va niente pulito. Non va niente pulito. E allora del mio nonno lì vuoi contare che il gadito, che mi contavi venendo in qua dei Caxias, che è una storia che mi pare che ha sempre detto che è vera. Le morto e il gadito che è vera. Che lui, il mio nonno, era di stare il Casciorone entre Nova Roma e Nova Padova, onde è il bel vedere lassù di Nova Padova, vedi il Casciorone là so. Sì. Quando le viene da Italia, lui ha guadagnato la colonia là. La colonia là, il mio bisnonno. Fino a placa. Sì, che abbiamo fatto un monumento là, tutto là, che è il monumento. Sì, che è un monumento di Vanzin là. Sì. Le sono andato su un pochettino là, di metà Casciorone in su, che è il monumento. E allora... E l'undi attraversa sempre a nado il rio de sopra del Casciorone. Sì. Sempre. A nado. A nado. E un dì di notte le viniesto è andato su Nova Padova là per comprare qualcosa, che era più darente Nova Padova che Nova Roma. Ma lui pertenceva a Nova Roma. E allora arriva poco più metà del rio, il gavea non veniva più il fià, non aveva più forza e l'era scendeva solo là il Casciorone là. Ciao. Per l'amor di Dio, te molli solo lì una pianta lì, la fregole. Tu non hai mai visto cosa che sarà sotto del Casciorone là. Guarda, un rebolissimo, una correntesa violenta là. E te quella che cominciai a chiamare i santi e tal, e apparecesse un sasso. E se ci parte questo sasso, né? Allora l'alga si va a descansare, si va a calmare e viene sto fuori. E dopo allora il giorno di Rio ho detto, ma vuoi proprio andare a vedere dove è sto sasso, né? Sì. E non era mia sassi là. E allora è stato tipo un miracolo. Ma guarda. E mi pare il dice che come se fosse vera. Quanti anni che aveva il nonno? Il aveva fosse adesso, mio nonno se fosse vivo, era del 89. No, ma che epoca là? Che aveva un 20 pochi anni. Era un toso giovane. Era un toso giovane. Lui è stato là fin di quasi 30 anni, ne ha sesto 4 fioi, dopo ne ha sesto in altri 7-8 qua insieme. Che il tempo là i preti, lui gli diceva così, quel che viene tocca accettare. Il mio come adesso i bevedò, le pirole, i settieni, i camisini, il demonio a 4. Sì. Che il tempo là che epoche là stimolea a far fiori. Il governo anche voleva gente, sì. Allora tocca macchinare. Lo rimachinea. E allora te che il posto là aspetta, se la donna diceva no, lui diceva allora che chiamo il prete. No, e dopo anche così onde chi aveva mia figli i preti in delle case.
Ah, saper perché che era mia Ma figlio. te lo senti quello? Capito, Sì, un pochettino sì, ma cada uno è una Là storia. si onde che aveva mia figlia pretti in dietro le case, cioè come qua che sei mia figlia. Guarda, ticcio. Ma se è vero. Ecco. Ma allora? Le donne le gavea, le tribulea, le tribulà. Ma è del nonno? E del nonno allora è stato così, dopo il mio alzasso lui, il cata che sia stato un miracolo. Ma allora sto cibino una volta era caldo come in covara. Caldo. E allora lui si tira su le braghe. Ma ti vuoi contare la storia di Cibin adesso? No. No, dopo. parla A Cibin. me io storia di quelle che detto Naneto Pipetta. Naneto Pipetta. Naneto Pipetta. Che abbiamo parlato tanto di Cibin. Che le visto fuori del posto Le del visto Naneto. fuori del posto No, del Marco. Ma guarda ciò. Che avevamo la storia di Cibin. E allora era là con i piedi fin quasi di notte dentro dell'acqua, caldo come in cuore. Sì, ciao. E allora arriva là uno e gli ha detto, ma te puoi andare rento, gli ha detto, te rio da santa là. Sì, vai. Vai rento, e te vai gli occhi, là, hai tutto il cuore fuori, gli ha detto, le basso. E mi ha detto, sono andato rento, gli ha detto, ma avanza fuori solo il cappello, gli ha detto lui. E allora esò. Sì. Esò allora e non sapeva nuotare. Esò, qual era ormai Drio rivarte il casciuerone l'anno che il mio nonno là, che dopo scendeva solo là, e te là, il sasso là, e batte la testa a un ramo, che era un ramo sotto, quasi che perde i sentimenti. A sorte sua, se, che ha passato un giundiale, se ha piccato la coda del giundiale, il giundiale lo tira fuori. Se no sarebbe perso. Una volta qua a Rio Carrero, passava tanto i tropperi. I tropperi passati a Rio Carrero e che era mia la ponte Leoni e allora che era un posto che era più basso per attraversare e i tropperi sempre che aveva bestie, cavalli e tal e allora ciò i arrivati che il di là l'acqua era un pochettino alta e allora ho detto sarà che da passo non dai, era la prima volta che passava e che n'era un tosato là che aveva 8-10 anni tipo Naneto Pipetta così tapiola e il cristiano che era il troppero che il paron e ha fermato troppo a tutti che ha detto una schianta nene il tosetto ha detto da passo chi parlando in brasiliano è fundo a chi da passo no e il nene che ha detto olha os bichos do pai attraverso aqui da água no pescoço olha obrigado grazie e va a attraversare cioè cada volta più fondo più correntezza lui si ha salvato e ha detto opia ma che bicho teu pai che ha guardato no pescoço? E tu smarecca. È chiaro che danno pescoço, da sempre come gli occhi. Bravo, demo sonate. A Donna Lombarda? Questa è bellissima, José hai capriccia là. Aspetta che mi va fuori, avanti come siela che dopo la siamo gravata e metti su un teleradio. Pianetto là, vai. Oh donna, donna, donna lombarda, vuto venire al ballo con me. E mami sì che vegneria, ma ho paura del mio marito. E il tuo marito l'è nato in Francia e dopo morto e seppellito. Se non è morto vuoi che ti insegna la me disegna fallo morire. Vaso in te l'orto del caro padre, prendi la testa di un serpentino. Pestele Susa ma ben fina e buttela dentro del vin più buono. Arrivare a casa il tuo marito tutto sudato della gran sete. Oh donna, donna, donna lombarda, va por de beber del vin più buono.
fancioletto di 5 anni che l'ho gadito al suo pupà. Oh pupà, caro pupà, no sto vino che lei venena. Oh donna, donna, donna lombarda, cosa sto vino che lei inturbilì. Sera stai troni dell'altra notte che l'ho fatto a venire così. Oh donna, donna, donna lombarda, prendi sto vino e bevelo te. Come che posso beber sto vino che non você? Cada Giossetto che la beveva e la diceva caro Maria. Cada Giossetto che la beveva e la diceva caro Maria. Cada Giossetto che la beveva e la diceva caro Maria. Che spettacolo, che meraviglia, bellissimo! Oh donna, donna, donna lombarda. Roger, vieni avanti qua. Ecco. Che bella sonata, Bellissima, inedita per 94 filo. Sì. Ecco. E il nonno Grigianin, qua del Serafina, guardate che aveva il nome Ernesto, se non mi sbaglio, e che ha fatto una cantata un dita a Radio Odisseia. Ecco, questa qua, in cappella, e mi ho gravata, ma ha fatto 2 o 3 campetti sol. Con quella che avevi cantata tutta, proprio. Ma mica ho visto un video, ti e tua mamma, Josiel, intacca che il microfono là. Ho visto video, ti e tua mamma, quanti anni gallo la mamma? 80, la legge 39, 83. Ecco, com'è che è il nome da mamma? Teresinha Panosso Vanzin. Ecco, canta ancora. Sì, la che piace cantare, perché tutta la famiglia Panosso gli piace da musica. Il mio nonno era maestro, né? Il mio zio là era storiador, né? John Panosso. Juan Panosso, un grande uomo. Ha fatto un libro là che conta tutta la storia. Sì, lo go il libro. Te lo ecco, sì. Bravo, bravissimo. Ascolta, femo la cantadetta. Proviamo. A qui, che nero qualche dunque fai anni in cui Marco, vieni qua con la striscia là delle città, vieni adesso. Vieni avanti, dopo quando ti torni mi e Roger femo qua gli auguri. Mi mando un saluto intanto ai apoiatori da Radio Odisseia, che sempre ascolta, che è sempre chi mi guarda. E allora Marco, ben? Sì, bellissimo. Abbasso Casa e Pesca de Paraí, Mecal Mais qua de Serafina e Casca, la Aga Farma de Serafina, a Soga Mercado Mureschi, a Conceito Agronegócio, rappresentante Biomatrix, Lodge Beneduzi, Clanovix, che è macchine grande per scavazione e areia, britagem, ecco. Abbiamo la ristorante di Veneto qua del Serafina, Granito e Basalto Coloretti a Chide e anche a Danilo, abastecedora Caschense Posto d'Odessio, Turcato Seguro de Paraí, Giovanni Piva Franciele Tesser Architettura e Urbanismo, La Zafa per Filazione Montaio, Duramax Artefatti di Concreto de Serafina, Supreme Imprendimenti, lotteamenti con tutta quanta infrastruttura e commercial Mudà per rede da costruzione. Abbiamo anche Bedin Soluções Imobiliárias, Serraria Lanzarin, ecco, e anche Anel Solar e Agroforte Lona de Raffia, se anche se forte, sti giorni qua a balanca Ma sapevo perché migo a stufa della banda di una casetta, mi ha portato via là un 150 teli così, tutte insieme alla lona, ma la sega sbrigata solo dove che la teglia la gaba testo. Se no. E ancora firme la lona de raffia è o che ha, mia vera, proprio per querciar vignai e mestieramento. Marco, de noi vidili! Sgueto, che è importante sempre mettere delle città. Allora, Villa Maria, Santo Antônio do Palma, Nova Bassano, Pedras Grandes, Nova Roma do Sul, Campinas, Chapecó, Eldorado, Mato Grosso do Sul, Palotina, Sananduva, Itu, Toledo, Marmeleiro, Pinto Bandeira, Nova Araçá, Ceará, Vista Alegre do Prata, Guaporé, Nova Brécia, Blumenau,
Cerro Grande, Camargo, Frederico Westphalen, Tapejara, Chaventina, Tapera, Nova Bassano, Campinas do Sul, Farroupilha, Nova Prata, Rondinha, Campo Largo, Xanxerê, Palhoça, Maximiliano de Almeida, Antônio Prado, Shoppingzinho, Londrina, Faxinal, Barão, Caibi, Oro, Santa Catarina, Horizontina, Santa Lúcia do Piauí, Caxias do Sul e Anta Gorda. Ehi! Ehi, Ascolta, dopo Femo, voglio sapere la storia. Dudi, Vilmar Alcides Valar, Poro Dudi, quando Serafina, un grande amico mio, erano sempre insieme, laureino da Radio Odisseia, e vendeino propaganda, che avevano un fuca in società di Mielu, soci di un fuca. Ecco, allora siamo andati a Bento Gonçalves, ecco, Mielu vender propaganda, che mi lavorava tutta il dì, e quando che si venne sto notte, andati a bere qualcosa. Ecco. Ma allora de sera fino a fin Bento, non è mia distante, ma de fuca, che epoca là con fucchetta medo mal ciapà, siamo andati a bere qualcosa. Allora, quando che abbiamo arrivato a questo posto che siamo andati, era un bel posto di andare a sera, capito? Ecco, siamo arrivati là, abbiamo stazionato sto fuca, mica era il volante. Quando sono andato a sarar la porta del carro nero, non la cessarea mia, che fuca che sera e porte, che ga freio non è un fuca. Allora, il giorno 20 di marzo è stato il giorno del fuca. Mica no bio una strafulmine de fuche. Ecco. E allora la porta non si avea. E allora un colpo mi pare di averla inciavata e sono andato fuori a banda del motorista che passa la chiave da me parte. E sono andato a banda della gottestada e ancora si è aperta. Allora lui gli ha detto così, assieme amiche, mi sì la sero. L'è andato là da sua maniera e l'ha dato parente, tira la massanetta, tiene la botta e il gabattesto a sopporta del carro nero. Quando il gabattesta a porta del carro nero, ha del motorista che ha fatto bene, abbiamo fatto quello che avevamo fatto e mi ho detto, tu stiamo qua a dormire stasera, andiamo a casa domani. No, andiamo a casa. Ma infatti loro hanno fatto a sua volontà di andare a casa, capito? E siamo saisti, ma già era là per le 10:30 e 11 e siamo venuti. E abbiamo fatto mia tanto viaio, quando appena fuori lì, che ne è lì a Bento. I busi mi dico, cascarento un buso. No, una volta che era un bailon grande e a dritta ancora che c'è un stazionamento di auti del Detran, che è pieno di auti lì. Lì, avanti di arrivare lì un 300 metri, l'auto è morto, e capisce pa. Loro lo avevamo urtato, perché si vedeva che era curva e si vedeva luce. Quando siamo arrivati nella luce, lo abbiamo urtato fuori da strada e siamo andati e abbiamo messo sotto sto palanco che era una lampada, una luce, no? E dormimmo 40. Ma lui mi ha detto, ma no, mi va in cerca di aiuto. Ho detto, ma no. E lui sì, no. Sì, e l'è andato. Allora è andato in cerca di aiuto e mi sono stato là a questo auto e non viene. Che sai che i film di terror, che quando sai in cerca il muore, dopo ti viene anche a te e te muri anche a te, era quel che lui aveva a testa. Che storia, va un due in cerca di Dudi, se non viene, che casa, che posto, un due se l'ho andato. Allora, se sta, allora con ciapà dell'assento davanti, sono andato via di drio, mi go buttare, go inciavare e porta del fuca, ma e non sta inciavare, e non torna, chi che dorme, che ti passa che i film di terror, che mestieramento, là, le anni che mestiere, quando era giovane, allora c'ho là nella schianta, sento, cracche, ciò, Dio venga, levanta sugli occhi, guardo fuori a lui che viene. Nada, allora dormiamo qua. Boh, adesso ti sta teimoso, ti dormi via davanti. Ma lui era CEO, perché sono stanco un poco cattivo con lui. Ho detto adesso ti dormi ti lì davanti, ma il fuca gli assenti se butta mia. Lui che ha dormito davanti e mi dedrio che mo dormito. A mattina sciarando il dì, siamo desmissiai, siamo levai su e abbiamo guardato in qua, guardato in là, femo che, non femo, ma ancora le buon'ora perché verde tutto alle 8, dobbiamo andare a Carona. Intanto che non si era lì, se pensi a cosa fare, passa un camion con solo il cavallino, una carretta, solo la parte davanti, e
Ma noi sì sapevamo chi che è, quando ha fatto beat, noi siamo voltati, ferma, va su in cima, torna e viendo. E viendo, Graciain, Nardi. Che nome che José Carlos? Isso, proprio. Nardi si ferma. Oh, ma allora, che ore lì vedere un amico, vedere un da siamo fatti adesso qua, no? Ma adesso femo che? Che acontecesse così, magari che l'auto. Ma se sapeva, non sapevamo niente qua allora, come se... Pensa, che ha detto, fosse vera una soga, e ha detto, no? Si potrebbe ligare il fuca qua e lo menarlo a casa, ma de Bento Gonçalves fin Serafina. Ciò, da me banda così, un 20-30 metri di là di una cerca, una vacca ligata a te a soga. E era buon'ora di usciare, i paroni era Drio dormire. Mi sono dato pianetto, che adesso viene a saperlo. Adesso i paroni viene a saperlo. Mi sono dato pianetto, tira via soga della vacca, tira via da pianta e viene qua via, passa gancia ben e sto fuca. E Dudi, picche furbo, ha detto, biccio, te vira qui? Che io volo là insieme, sotto il cavallino, loro due, e mi dedrio. Costo fuca, desliga, smorzà, bon, dota arriva da Santa 700 pedalare perché andava per battere, che non passa, n'andra, quando arrivai qua, banda Nova Prata, via qua, ha piovesto, allora che era pocce di acqua, e mica l'impador che non funzionava pulito, e date pocce di acqua, così da veniva davanti l'impador di conta, tu che è verde, il vero spiar fuori, veniva acqua, ta me faccia. Ma che non passa, su qua da bicca d'acqua che è una riva, viene su lì, le viene su a 90 parole al fuca, cosa che non gli ha mai fatto in vita, piccate dietro il cavallino. Ecco, ma che non passa che di là, e le sta sorte che di là de Bento piccare il fuca di Dio con la soga da vacca, fin Serafina corretta. E c'era la cremaliera, l'ingrenaggio di Dio del fuca che aveva dato il problema. Ma che soga lì, aguenta bene anche. Ma soga che neanche sentì il fuca. E lo riridea chi si copea, lo ridui se a contea là del sto camion e mi dedico a passare le mie. Ma allora sorte di Graciain che mi gamma a casa con sto fucchetta. Bella storia, no, una storia fantastica, no, e neanche a credere, ma amico passa paura che di là, perché la soga non era tanto lunga, doppia, ma calcula, piccare lì di Dio, freiare e autodesligare poco freio. Storia. Ma adesso che ne un'altra. Devo tornare in Dio di nuovo a Rassà, banda strada de Sean, vanti arrivare il camping Carrero, e il trattore, un trattore che ara, che i tempi là i trattori area, e gli aradi te i voltei. Allora il scioferista, il scioferista del trattore che veniva così, quando le arriva fuori, ha fatto che quando le arriva fuori, l'è andato finta a strada, e il ga gira, e il ga dato re, e lei volta in Dio, e il ga volta il battoccio, perché i reghi in dia contra, e il ga vira il battoccio, l'è andato avanti, mi penso, e non si veniva col fuca, e mi penso che quando che lui ga volta, va, no, e viene in Dio per scomissiare il rego. Quando lei vegnesto in Dio è andato rento tutta strada e non altri col fuca che non ga freio con scomissiare per tam e se rivè in cima. Quando che lui ha visto la entra in desespero con gli occhioni grossi che si sta e non si andava a battere, ci passa anche dentro per strada a rada col fuca no, robe decomparse, ma che ha dato niente se ha fermato lo solo via patera a rada con sto fuca. Mie dubbi che abbiamo fatto e mi non mi penso più il nome è ancora vivo quel del trattore. Allora il mega ha detto veja se quebrò alguma cosa poi tu mi procuri. Non fa niente per sorte sua, no? Gatto canca. Che storie belle, mettete un libro. Ma mi cada volta che mettere che storie lì, fare un libro. Cada volta che mi passo lì del camping Carrero lì, mi vedo il tocco di terra, mi vedo il trattorista con gli occhioni grossi così. E per finire, una volta mi sono andati alla Lagoa Vermelha, là in Bireras, che mi rubato milio, 20 panocce di milio,
dopo andai a Ibiraiara, possiamo tornare indietro, mentre gai del Mirio, un 30-40 di dopo, guardo il capò davanti del Fuca, 20 panocce del Mirio, la stragare. Roba robata, padrio su strada. Ora ciao. Mi vuoi dire che adesso sono di suonatori? Sì, suonatori. Sì. Suonatori, vai, ormai ecco avanti. suonatori. Devo vado i su, suonatori là. Cosa famo allora adesso? Adesso facciamo un'altra cantata. Ma mi go pensare che a me adesso è una volta che ne era due. Che ne era... con Jeep. Le storie, cioè. Con Jeep. Anche a do Rio Asanta là. Sì. C'ho i che casca fuori da strada e ha fatto 50 tombole. E ha finito il Jeep. E lui si è fatto niente. Maria Santa. Niente, ciò. E allora ho detto, un miracolo. Miracolo. Buon, bisogna che andiamo a Caravaggio adesso, né, per ringraziare, né? Sì. Ringraziare che se abbiamo fatto niente, che abbiamo finito il Jeep e se abbiamo fatto niente. E allora, ma che l'altro che ma se poco solo nel Caravaggio, a piedi. E tu ci abbiamo un pianimo, mettiamo fasoi sotto i de noci, e stiamo là manco mezza ora, De noci insieme i fasoi. Per fare tipo una penitenza. Una penitenza perché siamo salvati tutti e due. Sì, perché ti vedi, E allora l'origami testo, e voleva desistere, voleva mia P. Che fa male che... Ma mi non aguento P, no, promessa, le promessa. No, ma mi non aguento P. Né. E non voleva, quando che voleva, che a desistere, a alzare là. Petarla? Che l'altro gli ha detto, ma ghetto cucinai i fasoi, vanti metterli sotto i denari. Tu che cucinarli? Che l'altro furbo che a cucinare, allora in famiglia mal. Te quer contar aquela ali del trator? E mi me l'ha toccata quasi compagna, só che a cavallo. A cavallo? Sì, allora scendei in colonia mattina, dopo a mezzogiorno se vinha a casa a cavallo e scendei a scuola a Nova Roma di Castroalve, là c'è per l'omnibus, a linea. A linea, sì. Linea. E allora là per 11 se vinha a casa, allora il pai aveva una égua, cioè, bella égua estrela, e aveva difetti. Un che te mettei il piede a staffa e ti deu un morsegão. Te culate? No, vinha. Dove che c'è per? Tu che cuidarsi, ma allora te dei una botta a testa, allora... Ma se fermi. È maus tratta os animais, ma... No, ma una volta non tem. Era pau. E dopo un altro difetto che aveva, allora tipo a cominciare a marciare, trotteare. Sì. Tem IP, non tinha freio, ma nada. Signor. Una volta che ha disparato, è andato sotto un vignale, sono restato il cordone del vignale che stira. Che il giorno là c'ho... Torna in drio lui e va a égua passare sotto. Era che era 4 km della zona da terra andare a casa. No, ma tu quasi che ti passi senza contare la storia qua. Andea così che era... Come un visto. Tem IP, non tinha freio, non tinha nada, appena era gurizzata, a 13-14 anni, ti aveva tanta forza, né? E ciò la vinha sulle per strada, andava a base di un 80. Il velocimetro era conforme a posizione della cua. Allora o dei reci, passei reci in giù. Arriva qua su da terra lì di Bortolini, lì c'è che era Arlindo Bortolini ancora vivo. Lui vinha fuori anche all'altra strada, ma non abria il trattore in Arrento. So che il giorno là c'è... aveva un manico di un badil, pica via, io lighe davanti lì, il parascioque del trattore. C'ho a égua vinha così, distante 50 metri più o meno, mi ho calcolato che passi entre il barranco e il manico. E sto trattore c'ho a gappa via così, c'ho la mia c'è parente del manico. Dio! È andata via a Tropicon così, e ma ginete, cara. Ma che ginete! Ginete non si ma ginete, cara! Gineteador de potranca! Ginete, per l'amor di Dio! Mi gosto fare guadagnare premi te lo dico da carriera. Dio adesso, ciao! Oh, stasera il programma alla fine 10:30, Josiele, Andata via. E allora calma! Andata via, sai, mi manca 1 chilometro per arrivare a casa, arrivo a casa, c'ho... Sbarca da égua, tira e scende in pelo ancora, senza sella. Sì, in pelo, tanto in pelo. Pelegro, sì. Senza sella. Solo il freno. Solo il freno, il pelegro e via. E c'ho guarda là, c'ho via una smaccia di cuore così. Da égua? Da égua, che loro vinha fuori sangue. E mi dopo come che andai a scuola, mi citto, né? Ciappa lì, l'égua là fuori e via. Dai mangiare, c'ho, se la mia fermare quel del trattore là davanti a casa.
che è andato fuori, mi pare che Arlindo ha solo che detto che è un figlio mezzo matto. Solo così. Daí passou assim, tranquilo, ma solo per contare che la storia che è un pericolo, né? Perché sì, è un pericolo, sicuro. Ainda mais ia falar... Immaginete, cara. Immaginete che ne io, sempre sta magretto così? Sempre. Sì, Bem, demo una sonada. Sì. Dopo della sonada che abbiamo qua della scuola del italiano, e dopo veniamo qua per finire e contiamo quella del... A storia del Cibin. A storia del Cibin. Vai. Porte qua de un litro de vino, porte qua de un litro de vino, porte qua de un litro de vino, questa sera mi vuoi divertir, questa sera mi vuoi divertir. Divertirsi un poco alla sera, divertirsi un poco alla sera, divertirsi un poco alla sera, finché siamo de marità, finché siamo de marità. Senti le trombe che suonano, senti le trombe che suonano, senti le trombe che suonano. La mia bella la piangerà, la mia bella la piangerà. Passione, piangi le tue passioni, piangi le tue passioni. Quando bella la sposerà, la mia bella la sposerà. Cosita sì, bravi, bravissimi! Diamo ai nostri patrocinatori un minutin sol, vedere cosa che viene fuori qua da una scianta, vai là!
caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Cosita, sì. Cucai a scuola d'italiano. Sì, andiamo ben svelti adesso con la Loremi, Gian Pencal, che va a parlare sopra il plural italiano dei sostantivi femminili e aggettivi in generale. Vai, lei con te. E adesso allora andiamo avanti con la formazione del plurale dell'italiano e vediamo allora come che si fa il plurale con i sostantivi femminili e anche con gli aggettivi in generale. Allora, se queste classi di parole le si finisce con la vocale A, allora si trucca la vocale A per la vocale E. Per esempio, la mamma, il plurale, è le mamme. La stalla, le stalle. E guardate che cambia tanto l'articolo quanto la terminazione qua del sostantivo. Adesso, se le parole le si finisse in italiano con la vocale E o con la vocale A o con la vocale U o anche con il ditongo io, P, la consonante N e anche gli altri sostantivi femminili dell'italiano, tutti questi qua sono invariabili. Vediamo esempi allora. Qua, finiti con la vocale E, la pelle, il plurale si fa come? Si fa della stessa maniera del singolare, no? La pelle diventa le pelle. Qua è lo stesso, ma cambia soltanto l'articolo, va bene? Con le vocali A e U, con l'accento, no? Toniche, no? Per esempio, la città diventa le città. Bene? La virtù diventa le virtù.
con il dittongo io, la consonante N, che diventa questo ion, la terminazione ion. Abbiamo gli esempi, la passion, il plurale si fa le passion. Beh, e altri sostantivi femminili che abbiamo portato allora questi esempi qua sotto, per esempio la pelle, plurale, le pelle, la gente, plurale, le gente. Vabbè, allora queste le regole della formazione del plurale e continuiamo studiando sempre l'italiano. Tutto visto? Bravissima, Che bravissima. bellezza. Parliamo un pochettino adesso delle origini dei cognomi. E lo che cognome in cui? In cui dobbiamo parlare solo del cognome Miglior. Miglior. Ecco. Il cognome allora il può venire dall'appellido veneto meglio. In lingua italiana migliore. Allora miglior perché il ga l'origine dalla provincia di Pordenone. Allora il significato miglior è il meglio, il miglior, l'esempio. Mi sono meglio di te. Mi faccio i lavori della meglio maniera. Va bene, capito? bravo. Miglior. E se catta dei più famiglie con il cognome miglior nella città di Pordenone, nella regione di Friuli, Venezia e Giulia, e nella città di Portogruaro, provincia veneziana, ecco, regione del Veneto. Bravo. Ecco. Cantelli, parliamo con il cognome Cantelli. Sì, già. Un saluto al Mima, Vilmar Cantelli, a tutti i Cantelli. Allora, non sti chiamare de Cantelli, per amor di Dio, è Cantelli, ecco. Allora, il cognome Cantelli è il polvenire del nome medievale italiano Cante, è di origine del napoletano, se ha notizie dei Cantelli e Cante del 1260 e se cata delle varianti come Cante, Cantello, Canti, tante varianti, ma se cata tante famiglie con il cognome Cantelli nella regione della Lombardia, Emilia Romagna e anche nella regione del Veneto, se cata Catelli anche al Borgo Rico, in provincia di Padova, Padovani anche. Bravo, vera? bravo. Proprio vera. Devo parlare allora di Miglior e Cantelli. Miglior e Cantelli. Se le 9 mesi, vero? Manca 9,25. 9,25. Gavemo Tamar Peretti, dopo andiamo a finire. Andiamo bandi suonatori Sì. che ne... Vanti andare con Tamar, mi devo pensare adesso. Del Selin. Ah, il Selin. Che tanti gar rispondesto, allora questo qua è il Selin. Aspetta che vengo banda qua anche a me, così. Allora là, il Selin, per le donne, de banda. Sì. Mia vera. Sì. Allora qui gar rispondesto. Vanzin che ha portato il Selin. Vanzin che portato il Selin. E lo vera che i ha detto che sta una donna che è andata col Selin, vera il Piccenin, e lo gabbio insieme al Selin. Il gadito non so se è vero. Microfono. Salta su. Il gadito ma non so se è vero che tu sta Marco le nascesto. Marco Marsaro, no, Marco è bassa giovane, Marco che è nascesto dell'ospedale. Ma è che mi sentì una storia di una nonna che è andata a fare il parto, che già era partera, e che sta donna che già era andata all'ospedale col Selin, la gabio il piccenin, tocca tirare la do del Selin per avere il piccenin per strada. Sì, perché rendeva tanto le donne del Selin. Sì, del Selin. Anche i casamenti. Che il battoccio là è perché la stia con una gamba dritta e una sanca? Ma mi non so mia pulito, mi dice che se tenia con le due mani, credo. Mettere il braccio, mi dico in mezzo. Mi dice che metteva il braccio lì. Non so o metteva una gamba qua e una per qua. No. Due no. Oddio. No. E due gambe per di qua. Due gambe per lì, Sarà? Sì, allora donna si sentiva qua così. Si sentiva solo lì, E qua mette il braccio, poi era il braccio qua. Ma che braccio? Che si ha il pool qua, com'è che va a mettere il braccio? Ora che la donna metteva una gamba qua e una qua. No. Vatti che si casa. Metteva due gambe là così, va. Claro. Sarà. Come c'era allora? Le nonne che sono andate da Selin, bisogna che mi spieghi. Marco! Vada là che mi spieghi come che c'era proprio che andava da Selin, le nonne. Qualche nonna che può spiegare, qualche donna che è andata da Selin. Intanto andiamo a vedere Tamar che vai a scontare
a sua viagem para a América Latina de bicicleta, va a fare non so quanti mila chilometri. Tutta America Latina. Sì, metti sulla un minutinho solo, torniamo in seguito dopo che è la storia del Cibin. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mia. Buonasera a tutti che si conectai il filò virtual del Marostica, il meglio programma del Brasil per mantenere su i costumi e la cultura italiana. Mi son Tamar Peretti, son de stare in Guaporé, come dizia Stiani, via Baporé. Sono direttore della rivista Polo, quasi 2 anni che go virar cicloturista e go pedalar quasi che 20.000 chilometri di bicicletta. Conhecesto bem una muccia de posti, de ponti turistici e go visitar bem intorno di 250 chiese, quase la região, que mantém o projeto valorizando nossas capelas, que de bicicleta fotografemos de capelle e que faz tanto sucesso em redes sociais. Mi son italiano, mi piace la polenta con totti, anche mi piace bever vin. Savi che mi son meso mato, medo fora di Sarvei, ma Marostica me guadagna, stourar. E adesso me go desafiar a dar uma volta intera América de bicicleta, far de più di 7.000 km e visitar 4 paesi, tutto de bicicleta. Star fora de più di 100 giornate e visitar tanti ponti turistici, tanti bei posti, cenari e paesaggi. Será com certeza uma bela roba. Embarquemos su in Guaporé, demo in do, passemos toda a costa uruguaia, dopo atravessemos para Buenos Aires, cruzemos a Argentina em direção a Mendonça, demos sul a Cordilheira dos Andes, dopo demo do los Caracoles e demo a Santiago del Chile. E dopo demo lá sul Mar Pacífico e demo su, costeando o Pacífico, entremos nel deserto dell'Atacama. E demo cruzar tutto l'Atacama, il deserto, e retornemos para a Argentina, tutto per il norte dell'Argentina e viemos fora qua del norte di Rio Grande do Sul e retornemos a Guaporé. Go confianza de far tutto pulito, de vencer questo desafio e prometo dopo dar lì ao vivo il tuo programma para contar de tal façanha. E vou mi, la bicicleta e Dio, in te la fede e in te il coraggio che va me dar. Ciao Marostica, sta mia passare che il programma qua via da cidade de Paraí, perché se no la mamma resta sabendo. Sta via fidarte passare, se no ti ciappa palicolo. Un struccone a tutti, la vita la è bella per movimentar-se, far sul bacán e voler-se bem. Se qualcuno vuole essere santo per una giornata, giuntarmi con pochi de skei, vou stare il contatto lì sulla tela, che faremo un gruppo di WhatsApp onde tutte le giornate postaremo tutto che va acontecere sul cammino. Una forma di sta gente viaggiare de garupa comigo. Va saber tutto del viaggio. Buonasera a tutti. Dall'Italia noi siamo partiti. Che spettacolo! Marco Vierento, vieni avanti. Insomma, il gara è da soffiare, eh? Sì, Gaudi, sì, Tamaro Struconasso, tanta sorte. Ecco, vai con Dio, tendete fa pulito. Ecco, dopo quanto torni e torna in trio, né? Vai con Dio e torna in trio. Allora, hai detto che è sto Selin? Che stanno tutte le risposte, né? Per non scontentare nessuno. Che sta qui che ha detto che gambe sarai qua davanti, che gambe sarai ancora che mette un lenzo per sola, mamma che ha scritto lì un fazzoletto. Un fazzoletto, per non mostrare gambe. Un altro che ha detto che si metteva anche una gamba per avere appoggio lì. Un altro che ha detto che era per tenersi i corni, qua era per tenersi. Cada uno si sente a sua maniera. E il Selin era suo. Montea come voleva. Come voleva. Ecco. Va bene. Marco, spingeremo. siete contenti? Sì, no. Siete contento? Ciao. Belle storie. Tanti commentari delle storie positive. Hai detto che mi vorrei sapere cosa chi ha detto Ginette, cara. Hai detto che le sta sguelto, te provocato, sono Ginette. Caro, mettete con me. C'è gente che ha scritto lì che Bryson adori, parla bene, che bisogna venire più spesso. Vieni ancora. Già marchemo. Allora, qui che viene in Marti, che viene utile in Dio, meno loro. Chi che viene in Marti?
Sì, Marti che viene. Franceschetto, Francesco e mezzo a casa. Teodoro e Sampaio, no caso, né? Francesco, Franceschetto e Francescon. Tutti i Franceschi del Ora mondo. struconasso, allora Marti vi aspettiamo qua. Isso mesmo. Ma le città Sgueltin che ne Sgueltin, Constantina, Morungaba, lá São Paulo, Roca Salles, Barão do Cotegipe, Balneário Camboriú, Centenário, Dois Lajados, Cocal do Sul e Coronel Vivida. E dir anche che Clairton Moreschi è là a Capão da Canoa. Là Gallo dito che Clairton Moreschi là a Capão da Canoa. L'anniversario. Fai anni. Abbiamo domandato prima per cantarti che era qualche dunno. Sì, un omenaio a lui ben svelto. Ma ciao, ma andiamo finché ora. Vai, un omenaio a Clairton. Auguriamo contenti questo giorno tan bel, tanti anni di vita, tante grazie del cielo. Va bene, bravo. Più avanti femo tutto. Sì. Di Claudino Piloto e una postata su nostra qua che abbiamo fatto fuori bellissima. Ah sì, ringrazio qua che nel ancora cose che possiamo spista stasera. Adilnet, provvedore d'accesso a internet con tecnologia fibra ottica, l'Amighi Plus, rassoni e supplementi per tutte le bestie, Stivai Baspan, polivalente supermercato Deitos, supermercato da famiglia, che è da famiglia Deitos, di qua, ma è a Santa Rosa. E qua Serafina, mercato Vittoria. Proprio vero. Bibiano, Struconasso, Tito, Pupà e Tomama, sempre assiste alla nostra live. Vodka Raisca, vodka de... Le meglio caipirinha. Rede de Postos Buffon, abastece qua. Fammi un favore. Che abbiamo anche Piano Alimentos, la Son Parcangati e Pessi, Modelo Penei de Bento Gonçalves, Vinicola Vanisul e Paludo. Sua moda, seu estilo. Promozione de verão, vem qua, vestíssete, roba e scarpe, e qua con la loggia Paludo. Ascolta, hai mica detto che Zobia copiamo il Vedel? La mano di sera. Sì, che fa te una festa grande. Le per dare il nome, chi che vuol comparare essere là a festa? Ma guarda che dà 100 kg sole. Non tem problema. Vedo che gente fa anni, so. Ah, sì, già. Chilo che fa anni. E l'idealizzatore del filò italiano. È il Vedel fa anni, no? No, il Vedel no. Il Vedel fa anni. Dio che vecchio che è il Vedel lì. Nostro Edgar Marostica fa quanti? 18? 19? 37 anni. 47, 57. Insomma, 57 anni, go. Te pararia gnanca? Pararia gnanca, vero? Sì. Sorte che pinto i capelli, se no. Ma va bene, grazie. Grazie a tutti gli altri che scompartiti, che partecipano, che mi assistì, che passai avanti, che divulghi. E i nostri patrocinatori Struconasso, anche loro, in altro anno insieme, vero? Proprio vero. E finimo. Ciao. E finimo. A tutti quanti. Struconasso! Un coi invati di conoscere Gibing. Gibing. Va al bando di suonatori. Elo qua. Cioè, ma allora adesso contiamo la storia del Gibing. Che montagnesti fino adesso, vuol sapere? Contiamo allora la storia del Cibin, perché abbiamo parlato tanto di contarla, né? E allora era così il suo Cibin. C'era in 3 fradei, il suo pare, 3 fradei, 3 fioi no caso, e una zia. Tutti stanno insieme, né? La zia, suo pare e 3 fradei. E Cibin era insieme, lui, il fratello, un dei 3 fradei. Allora so che dopo è morto suo pare. E allora il suo mare era becca morta al tempo, né? E allora che tocca spartire fuori tutto quel che aveva. Tocca spartire fuori. E allora aveva una botte di vino e tu scommissiamo con la botte di vino. E allora tu famo come spartire? Aveva mia un'altra botte. Allora ha pensato di fare così, mettere una tornera in cima, una in mezzo e una sotto. Che loro così 3 fradei, 3 spine. E allora so che allora Cibin ha detto mi scoglio quella sotto. Pronto. Mi serve. Che l'altro ha detto mi ciappo quella in mezzo e che l'altro ha ciappato quella in cima. Ecco. Allora quella in cima ha detto mi lo bevo te sta il vino. Che l'altro mi aspetta un altro pochettino per beverlo. Sì. Cibin che tu mi scommiscio subito. Mi scommiscio subito beverlo. Quelli che aveva tornera in fondo. Quello che aveva in fondo che scommiscia subito. Mi tacco beve.
C'ho il segato a bere, cui si gagna ancora che l'altro che si è andati là per bere sto vin. Non era più vin. Te le so tornare. E allora là cattivi gruppo che che bevesto il mio vin qua. Che l'altro che bevesto il no, amico, sempre smissia qua sotto. Mai smissia insieme. Mai smissia insieme. Ma allora Verdi, niente. Verdi quella in cima, Verdi quella in mezzo, Verdi quella sotto, un perde fioriti che viene fuori. Finì il vino. Cioè, hai detto il mega ciava. Il mega ciava. Che ciava. Ma guarda, allora hai detto, dopo che aveva 100 boi da spartire. Allora hai detto, e adesso io volevo ciavare tutti i boi per recuperare se adesso hai perso il vino. E ha detto, il civile era furbo. Come che femo adesso allora per spartire questi boi? Io aveva fatto una stalla nuova. E io avevo ancora stalla vecchia. Allora lui ci ha detto, ora mi serve quei equivalenti a stalla nuova. Cioè mola, tutti sento voce, varento, solo un perché tutti conoscevano stalla vecchia. Costumai da rento a stalla vecchia. E ci vinga scogliesto a stalla nuova. A stalla nuova che ha scogliesto. Dato male allora. È andato male. Allora che altri contenti che mi avete il vino, come ci avete là? Te il boy. E allora te il boy, l'era brutto, pieno di berne, l'era brutto, magro. E allora ha detto, fa ok adesso quel boy, che cavo, lo copo e che tiro via il coro, va bene il coro, che il tempo là i cori aveva valore, perché i fia scarpi, i fia di tutto là. Sì. E allora nato bene il coro. Nato bene il coro, l'uomo sta contento, dice, ma mi manca cori qua, mi mio cuore. Le sta contento. E allora lo ha pagato e tutto, ne ha dato un bei pochi solditi. E ha detto, allora il Cibinga c'è i soldi, siete voi che te fate bisogno dei piccoli. Che ne nanti 99 la casa, ha detto. Ciò, ma per l'amor di Dio, ma se mia vera, sì, non altri 99. Ha detto, ma allora portameli qua tutti, ha detto. L'ho detto, no, prima pagami, ha detto. Dopo mi mando i miei fradei. Mi mando i miei fradei portarteli. E allora arriva a casa, aveva impienito una quarta dei soldi, di miglio, quella, da un 15. Pieno di soldi. Pieno di soldi. Da che un 15 kg di miglio, non so quanti chili. Una quarta, pienia. Là che conta i soldi, i suoi fratelli va là e vede, ma come te che hai tanti soldi così? Anche tu vendesti quel boeto là, solo il coro. Ma tanti soldi così? Sì, ha detto. Ma per l'amor di Dio, ma credo mia, ma sì, guardali qua, ha detto. Hai che godito a lui là, che se Valti volì portarli, là, i 99, lui resta con tutti. Cioè, allora lui riceve, perché ha visto che il muccio di soldi là, che tu sappiamo pienimo una caretta, che tu guarda soldi. E allora, copili tutti, portali là, quello arriva là, l'uomo ha detto, guarda, si vede che il tuo fratello è di parola. Detto che portai vignesti del buon che portai tutti qua. Allora che altri aspetti i soldi, ho detto, ma i soldi, ha detto, i soldi, beh, date tuo fratello. ma come così? N'altri che un mio affare come fratelli, questi qua sono nostri. E i gas come si ha a teimare là, che c'è una fila di botti che tocca scampare. E allora, di quella ciò, e ha detto, buon, adesso è l'ora di farlo fuori. Adesso sì. No, perché mi va 2 volte, ha detto. Allora ha detto, ma fermo come? Allora, ha detto, guarda, i dormia tutti te na sala, dormia alla zia e i 3 fratelli te na cama per banda così, e dormia tutti là. E allora ha detto, ma fermo come? Ha detto, fermo finta, ha detto. Quando che lui va via, noi sappiamo che il rodon che nella di Rio a stala e lo lighiamo insieme a sua cama. Lo lighiamo, il rodon dei molini, di qui antichi. Sì. Del sasso. Lo lighiamo con una corda insieme a sua cama. E dopo che diciamo che noi andiamo via e torniamo Rio tardi, che lui può andare a dormire. Lui la zia può andare a dormire. E allora lui sì, può andare, non c'è problema. E allora c'ho i galliga e dopo l'ora a sera i sega buttazò e allora la urciacolea con la sua zia, era una maraviglia. E se la contea, e ridea, era fin bella vedere. E che l'altri là fuori c'ho, chi spettea. E ho detto, ma col ciappa del sonno, noi volemo il rodon, e lo copemo. E vai, se la contea, finché dopo il gadito a sua zia, mica è tanto caro dormirti a letto stasera. Ma signor. Ma perché l'ha detto? Ma mi vedo che ti fai sonni fondi, ti dormi bene, ha detto, e voleva solo stasera truccare con te. E ha detto, ma no, cuore, assa così,
Ma finché dopo loro la truccare, né? Truccare. E stesso si raccontea, ridea, né? Finché si è fermato tutto. Citto. Che l'altro ciò, e che tu dici, c'è parte il suono. I mola sul sasson, ciò, il rodon, copa l'Asia. Copa Asia. Copa l'Asia, ciò. E allora lui ciappa, che l'altro dopo scampa via, né? E lui ciappa l'Asia, e anche una sezia di acqua, e porta, era un posto là che, del paese, là che era un posto, che tutti ne a torse acqua là. Né? E allora la gambetta sta sentata là, ingrugnolata lì, col baldo, c'è una banda lì, come se fosse sentata per ciapparsi l'acqua, e quella era la rivoluzione là dell'Italia, rivoluzione. Allora arriva i soldati tutti là, i 14 acqui che ciappa, e vede sta vecchia là ingrugnolata, là con sto baldo, che dà un urtone, e tu via di qua vecchia che volevamo un'altra acqua adesso, la tra dentro il pozo. Ma allora Cibin col che ha visto la tra dentro il pozo, è nato a parlare col chef, là, col capitan di soldati. Sì. E ha detto i tuoi soldati che ha copa mesia, e adesso viene là fuori come? Come che femo adesso? Come che femo adesso, né? E ciò che l'altro se il podea mia, se i soldati podea mia, far che il tanto per difendere le persone, non per copare le persone. Sì. E allora ha detto, ma credo mio, dopo che ha visto che ha copato il buono, allora ha detto, ma avuto che? Ah, mi vuoi soldi, vuoi oro, vuoi di tutto. Allora ha dato un altro sacco di soldi e oro, tutto perché il tasesse. E perché il tasesse, perché non parlesse mia che ha copata la sosia. E allora che gli altri ti soffradei cada volta più inrabbiai, e detto, ma il vassol, ma che per fare che sto fratella? Furbo che maniera. E allora ha detto, ma mi tocca dare un geito, che ha detto. E allora ho detto, ma adesso femo che abbiamo provato con Rodon che abbiamo dato certo, ancora che un copasia, n'altri che un mollato il sasson, il gatto qua, ne sapevamo mia, pensiamo che era lui che un copasia. E allora ha detto, femo come? Ha detto, femo così, ha detto, stavolta qua lo copiamo del buon. Mandiamo due lacchi che dice a lui che se il varente un sacco il sposa la fiola del re. Cioè, perché tutti voleva fiola del re. Sì. Tutti la voleva. E allora i nati là e ha detto, guarda Cibin, se te verento quel sacco qua te sposi la fiola del re. E lui ha desconfiato, ha detto, ma la fiola del re, ha detto. Sì, la fiola del re, ma mi non la mi piace, ha detto. Mi non la mi piace la fiola del re. Ma come ha detto, se tutti la vuol, tutti che piace la fiola del re, ma mi non la vuoi mia. Allora i gacciapallo che mette sorrento a forza e lo liga bene il sacco, questo sacco. E dopo che aveva mia coraio, buttarlo, perché lo buttai dentro pozo. Coparlo. Per coparlo, stavolta qual è certo idea. Solo che aveva mia coraio, andai beve una cacciassa, e finché lui andava a bere una cacciassa, che ha passato un troppier con una truppa di voi. Una truppa di voi. E ha visto questo sacco che si remenea, che una persona che pareva dentro mino, che parlava, diceva... e te quella... Riva che l'altro le ha per buttarlo dentro il posto che aveva coraggio che aveva visto tanta cacciassa. Sì, già, adesso lo finimo. Allora il sacco diceva, mi sposo la fiola del re, mi piace la fiola del re, il sacco che ha mudato tipo là su. Allora lui, commentario. Che gli altri due che ha detto, te sposi sì la fiola del re, sì ti sposi. Aspetta, un pochettino ti sposi la fiola del re. Buttalo dentro il posto. Ciao, allora, pronto, allora, magari era troppier. Sì. Ciao, in riva là del paese, il Cibin là che il vendi i boi. Ciò che ha detto, ma sarà che polme cerca ha detto, ma come? Come che ha detto che te dobbiamo buttare dentro il posto dopo che ha detto, e te si quadri vendere i boi. Sì, che ha detto, valti mega vi buttare dentro il posto, e sol che il sacco si è aperto, e ben in fondo del posto che c'è una porta, e mi goverto che la porta, là che ne è un pra, ma che ne non so quanti boi, fa paura di tanti boi che c'è. E mi con questo catropeta qua, pronto. Che l'altro c'ho i gas che mi si ha detto, ma se è vero per quello che dobbiamo buttare dentro il posto proprio? Sì. Demo là che un altro che ha detto. Detto, demo là che saltiamo so che sei proprio. Allora il Pibaucotto ha detto, mi prima salto so. E dopo allora mi salto so e se viene con le mani così te fa un moto, perché con la mano sai perché che sei a porta. Sì. C'ho il saltatore di negarsi, che ha detto, ma aiuto che l'altro salta so, muori tutto. E Cibin è ancora vivo. Muito bom. Cibin, ne tanti Cibin in volta lì, che ha tanta sorte. Ben,
Vanzin, grazie che si venesti. Sì. Viola, grazie mille che si venesti qua a fare un filò bellissimo di tante storie, di ridere, di scherzare, di cultura, di suonare e di qui che casa si va a passare un paio di ore insieme con noi. Mi credo che abbia sesto. Sì, sicuramente, ecco. Va bene? Molto buono. Fino a un'altra opportunità Sì. che facciamo, se si disposti, le porte si aperte. Femo qua la suonata. Femo para finire un'altra. Sì, a ultima. Siamo adesso della festa da uva. In ritmo di festa da uva in Caxias do Sul. Né? E allora Piola fu se fare la vendima. La vendima che la parla in brasiliano, ma suonai cantare tutte italiane fino adesso. Adesso in brasiliano? Adesso cantiamo in brasiliano, né? Ecco. Per cui chi non capisce via il italiano, adesso allora il brasiliano. Vuoi dire qualcosa lì? No, mi so che ringraziare Marosca o ginetteador e a toda a equipe aqui, então foi um prazer estar aqui. Altrettanto grazie, Valtri. E se houver novas oportunidades, Ma- estaremos aí. Certo? Va bene. Então, grazie a tutti gli ascoltatori. Salute. Tá, salute. Por entre lindos campos se aproxima o suspirado tempo da vindima. Parta vindima de uva escolhida, compensa a lida do agricultor. Farta vindima de uva escolhida, compensa a lida do agricultor. Maduros cachos pendem das latadas, embalsamando os campos e as estradas. Farta vindima de uva escolhida, compensa a lida do agricultor. Farta vindima de uva escolhida, compensa a lida do agricultor. Enquanto ferve o mosto pulturoso, não falta o velho vinho generoso. Farta vindima de uva escolhida, compensa a lida do agricultor. Farta vindima de uva escolhida, compensa a lida do agricultor. A turma aqui no copo Itacu, ao pé das tinas cantam viva o Bacô. Farta vindima de uva escolhida, compensa a lida do agricultor. Farta vindima de uva escolhida, compensa a lida do agricultor. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada!
caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.